vita volerò, ma un bimbo che ne sa, samba azzurra non può essere l'età. Settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Strada ancora là, un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sembra azzurra non può essere l'età. Settembre me ne andai, il fuoco di un cammino non è caldo come il sole del mattino, chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Serrande abbassate, negozi chiusi, cartelli come questo, affittasi, ed è proprio da una di queste botteghe storiche, l'ex macelleria di via Sant'Agostino in pieno centro, che Confcommercio richiama l'attenzione di opinione pubblica e politica sul valore delle piccole botteghe alimentari, casolini, macellerie, panifici, ortofrutta. Abbiamo superato la grande distribuzione, siamo ancora qui, abbiamo superato le crisi degli anni 10, abbiamo superato il Covid, adesso abbiamo l'e-commerce, ma su questo lo stiamo addirittura cavalcando. I nostri negozi si stanno adattando, le consegne a domicilio vengono fatte e ognuno di noi nel suo piccolo si è cercato di fare quello che poteva. Quindi siamo maledettamente orgogliosi. 1063 nella Marca, le piccole botteghe con un totale di 2.659 addetti e un fatturato di 1 miliardo e 600 milioni di euro. 305 le unità della grande distribuzione, di cui 27 ipermercati e 226 supermercati con 5.324 addetti. La grande distribuzione ha fatto i suoi affari, nel senso che ha rosicchiato diciamo dei margini per i nostri negozi, quindi quelli più in difficoltà hanno chiuso, quei pochi che sono rimasti rimarranno, perché quelli rimarranno, perché il trend dei consumi non è quello di andare esclusivamente nella grande distribuzione, ma è quella di andare sui negozi specializzati. Quello che chiediamo noi anche alle amministrazioni è quello di cercare di agevolare, di non ostacolare l'apertura di nuovi negozi. Le vetrine rimangono vuote anche per mancanza di ricambio. Deve avere sempre la testa sul negozio.
e i figli, ma non dico i figli perché è brutto generalizzare così, cioè il mondo cambia e cambiano anche le modalità di lavoro. Piccoli alimentaristi in prima linea a livello nazionale per contrastare l'inflazione, firmato un accordo con il governo per calmierare i prezzi fino a dicembre. Grande attenzione anche per la politica che si renda conto del valore essenziale per la tenuta sociale delle città e delle periferie, quindi un appello alla politica e al consumatore perché percepiscano i valori e il ruolo strategico. Buongiorno, buongiorno. Allora ho aperto questa mattina, visto che nei nostri telegiornali si sta parlando molto bene di quello che sta succedendo nel nostro territorio, vorrei spostare un attimo il baricentro al momento, poi ne parleremo in futuro, per parlare anche di quello che noi vediamo tutti i giorni. Allora, io ho aperto con la canzone Io vagabondo perché è quello che ci sentiamo, siamo dei vagabondi, continuamente vagabondi che cerchiamo sempre di parare in qualche zona, in qualche posto, con qualche persona, ma non ce la facciamo mai. E poi soprattutto cosa è successo in questi anni? Noi abbiamo sentito negozi di eccellenza, certo, ma quei pochi soldi che hanno nelle tasche quasi tutti, anche i veneti, perché è finito il ricco nord-est. Vorrei capire come si fa a entrare nei negozi di eccellenza. Un litro di olio costa 15-16 euro. Io ho un banco solidale, perciò posso parlare di questo e ne parleremo con due ospiti graditissimi. Abbiamo da Rossano Veneto Antonio Tognoni, responsabile Centro Consumatori Veneto. Grazie Tognoni di essere qui con noi, veramente Buongiorno. grazie. Buongiorno E abbiamo a collegato anche da Treviso Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato Marca Trevigiana. Grazie anche a lei Garibbo di essere qui. Allora partirei proprio con Tognoni. Tognoni, cosa dici in merito a quello che ho detto io? Ma l'aumento dei prezzi ormai sappiamo che ha un trend ormai destinato sempre ad aumentare. Questo l'abbiamo visto, ci siamo resi conto con l'andare del tempo, da dopo la guerra, poi c'è stato la guerra dell'Ucraina, c'è stato un picco di questo tipo di problema. Noi quello che affrontiamo tutti i giorni, noi dal nostro sportello qua del Comune di Rossano, è la vita di tutti i giorni delle famiglie che vengono a chiederci in particolar modo sulle bollette. Noi vediamo che quello che preme soprattutto alla gente sono proprio le bollette delle energetiche che subiscono aumenti anche alle volte del 10%, 15%. Purtroppo questo andamento ha un trend altalenante che vediamo ogni tanto si abbassa, ogni tanto si alza, ma diciamo che il trend base è sempre quello verso l'alto, non è mai verso il basso. Lo vediamo anche col prezzo della benzina, che è sempre stato in aumento, poi scende, poi riaumenta e in realtà poi rimane a un certo livello da cui non scende più. Adesso Sentiamo siamo arrivati anche a un come euro. commenta Stefano Garibbo. Prego Garibbo. Sì, diciamo dal punto di osservazione di un'associazione datoriale, insomma, chiaro che questo problema è evidente, insomma, anche molte delle nostre imprese sono datrici di lavoro, quindi insomma sono a fianco con i lavoratori e insomma la capacità d'acquisto dei salari ovviamente viene erosa, è stata erosa evidentemente. Che mi hanno preceduto. E quindi insomma chiaramente questo è un tema che anche nel mondo datoriale ovviamente è noto anche al legislatore comunque, perché di recente ha anche fatto dei provvedimenti tesi, quantomeno per chi ovviamente ha un lavoro dipendente, a lasciare un po' più di netto in busta paga, accontentandosi lo Stato di un minor prelievo sulla parte contributiva. Altre soluzioni comunque sono anche attivabili per chi ha la fortuna di stare magari in azienda in un momento storico che nonostante tutte le difficoltà riesce ad essere competitiva, e quindi ci sono delle soluzioni welfare che possono andare in quella direzione, precisamente quella di andare proprio a rimborsare in busta paga il costo delle bollette per l'energia, per il riscaldamento piuttosto che per i consumi dell'acqua. Ecco, quindi qualche soluzione è attivabile. Il momento chiaramente non è facile e non aiuta nemmeno, diciamo, anche le aziende insomma sono molto vicine ai propri dipendenti, e quindi già nell'aumento dei
dei prodotti, insomma, dei fattori che un'azienda deve considerare per fare i propri beni o servizi, anche il tema delle retribuzioni dei propri dipendenti, anche tra virgolette per non perderli, diventa un tema sempre più da gestire sempre con più attenzione. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo, ben arrivato. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È un problema grosso che si deve affrontare voi altri. Innanzitutto perché avete troppe tasse, i mercati non va bene, anche la gente che va al mercato una volta andava per risparmiare, adesso non risparmia più, una volta di pagare, non so, 10.000 franchi del plateatico, perché adesso si paga 150 euro del plateatico. Dunque la merce chi vende, mi puoi vendere da manco, perché? Perché bisogna che il plateatico lo paga a chi che va a comprare la roba. E dopo, se si accosta manco, le merci, mi parlo della frutta e verdura, è il mio mestiere. E o del primo, o del secondo, o del terzo, tempestata. Ecco il trucco, non che non sia buona a mangiare. Purtroppo siamo stati abituati, alla gente moderna, un pomo, se non è perfetto, neanche non mangia. Una volta invece vai in cerca per comprare quelle tempestate, qui un piantino po', perché costava molto meno. Adesso vuole molto più, ma non avremo le possibilità, perché col pare che adesso, giustamente, i centri storici vada via per le botteghe da un affitto sostanzioso, e non è 500-600 euro al mese, danno anche 2-3.000 e bisogna che venga fuori questi soldi. Ma in più però ti si serviva bene, ti senti a casa perché ti fai una botteghetta, va bene. Invece adesso i supermercati vende dell'eno perché la roba che gli vende è la roba che ha anche 10 anni e scatolame. Prova e ti vedi su dove viene scritto è a scadenza, in piccolo, se non ti dai di no, cui gli hanno tiro veri. Bisogna acciappare da nuovo, da andare sulle botteghette, sostenere il centro storico, andando a fare le spese dalla bottega, quello che ti serve, ti conosce, ti dà un'amicizia e cerca di portarti bene e sai la possibilità che di stasera di poter dare le merci piantini del manco, ma dare roba buona. Bisogna tornare su questa strada e dopo, guarda, qui non sono mai andato a fare le spese, sono da in farmacia ieri, va bene? E a crema Fissan dei putei era il 20% dell'IVA. Ma è giusto una roba del genere? L'IVA dappertutto, sul pane il 10%, il 7%, io non sapevo neanche che era una roba del genere perché non ho mai fatto le spese. Ma come se potremmo permettere, va bene, di spendere tutti questi soldi dell'IVA? Ma che cresce 10, 20 euro, 100 euro al mese di pensione, all'anno, no? E dopo ti metti lì anche per quale maniera. E ti con una macchina da 5 1 euro e con altra prima roba di 3 da stasera. Ma che politici avremo? Ma che sarebbe buon fare anche a me e l'economista in questa maniera che è qua. Cara Mirella, ti saluto, buongiorno, purtroppo siamo sul mare delle lacrime. Grazie al nostro Rinaldo, come sempre ognuno fa le proprie riflessioni. Quello che Tognoni però traspare è che il consumatore è diventato molto attento proprio perché ci sono pochi soldi e l'acquisto è molto mirato, tanto è vero che non si vedono più i carrelli strapieni come una volta, si prende quello che serve, ma anche se prendi quello che serve i soldi non tornano. Io gli posso assicurare che penso che la politica abbia un asso in tasca che è il mondo del volontariato, che riesce a mettere le pezze dove lei non arriva, anche con i banchi alimentari, con le mense. Io non so come farebbero queste persone se non ci fosse questo mondo del volontariato, ma non basta. Non basta perché forse anche il maltempo ci fa svegliare, perché dobbiamo smetterla di tacere e dobbiamo parlare, almeno quello ci resta, visto che siamo anche in democrazia. Allora noi abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e abbiamo i politici più pagati d'Europa. Anche
voi come associazioni vi rendete conto che la persona a casa che lavora, che ci mette del suo, che cerca di stare in equilibrio, veramente non ce la fa più, ma le risposte non arrivano, non ci sono le risposte, perché gli stipendi sono fermi, le pensioni sono basse. Come faranno a campare queste persone? IVA, meno IVA, ma i soldi sono sempre questi. Tognoni? Mirella, il problema, se ricordi, ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni. Il signore di Primati ha colpito il segno su una cosa. Ha detto, quando una volta si pagava 10.000 lire, adesso se ne paga 150. Il problema è da quando è subentrato l'euro, perché è inutile che ci stiamo girando intorno. Il problema è quello. Da quando è entrato l'euro c'è sempre stato un aumento tendenziale di tutto e al raddoppio. Quindi non è che l'euro ci ha portato un beneficio. Purtroppo l'euro è stata una decisione presa da allora dai governi che avevamo a quel tempo. All'inizio c'è stato uno scialacquamento, evviva, è arrivato l'euro, sembrava che avessimo vinto il Superenalotto. In realtà adesso, a distanza di anni, ne paghiamo le conseguenze, sia sul piano del debito pubblico che sul piano del caro vita nei confronti di quelle categorie che hanno un reddito medio-basso. È chiaro che che l'industriale che guadagna 100.000 euro l'anno, 200.000 euro l'anno, non gliene frega niente che le mele o il pane aumenta di €1. Gli frega quello che ha un reddito da 1.200 euro al mese, da 1.500 euro al mese, e che deve campare la famiglia, magari pagando anche l'affitto o il mutuo. Quindi torniamo sempre nei stessi discorsi. Non c'è, a questo punto il rimedio c'è solo prendendo delle decisioni coraggiose che devono essere prese dai governi. Il debito pubblico è una cosa che ce la stiamo portando avanti da anni e non riusciamo mai ad abbassarlo. Lo conteniamo, da quello che vediamo, sentiamo anche i telegiornali, eccetera. E quindi il problema si ripercuote sulle categorie, le attività industriali, le attività artigianali. Io con Confartigianato qualche anno fa ho fatto dei convegni che riguardavano soprattutto il metodo di prevenire poi le contraffazioni, le frodi contrattuali sulle bollette, luce, acqua, gas, quelle cose là. Io mi ricordo che con loro abbiamo fatto tanti ragionamenti che collimavano. Il problema quindi è semplice, cioè o si dà un taglio drastico sulla base del fatto che ci sono delle categorie da difendere e non è sufficiente dargli l'aumento di 100 euro sulla busta paga, perché l'inflazione magari è stata del 20, che poi è un'inflazione un po', quello che mi diceva un professore dell'università a Padova, mi ha detto è un'inflazione un po' figurativa, perché in realtà l'euro, la vera inflazione la si vede nei confronti del dollaro, cioè quando il dollaro sale o scendere, quello è il vero paragone da fare relativamente all'inflazione. Poi c'è un'inflazione locale, un'inflazione quella italiana, che va a influire sulla filiera, che va a influire sulle forniture della frutta e della verdura, l'aumento del trasporto per portare ai supermercati la merce, gli alimentari, eccetera. Ma quello è una inflazione più localizzata. Perché? Perché ci sono tanti paesi che sono con l'euro e se basta andare in Germania. Io è venuto qui un ragazzo che lavora in Germania, che aveva un problema con sua mamma con la bolletta, e lui mi ha detto che in Germania è operaio e prende 2.300 euro al mese, cosa che ce lo sogniamo qua noi, avendo gli stessi prezzi al supermercato di cui troviamo qua da noi. Quindi vuol dire che c'è il sistema che non va, è il sistema nostro che non va. Abbiamo capito che è il sistema che non va, Tognoni, ma non facciamo neanche un passetto in avanti, poi commentiamo. Però adesso abbiamo Sergio da Adria. Vai Sergio. Sì, buongiorno signori. Buongiorno. Niente, io volevo ricordare che nel 97 è stata approvata la legge Bassanini. Un socialista per la Rai 2 mi pare ha detto questa legge porterà allo sfascio i conti dello Stato, però nessun governo che andrà su vorrà toglierla. Io ho constatato personalmente che i comuni
i comuni, le regioni, province, tutti gli enti, tutti i dirigenti, quelli che lavorano e quelli che non lavorano, quelli che hanno un compito, quelli che non hanno un altro, hanno tutti stipendi megagalattici. E quindi poi questi dirigenti sono andati anche in pensione con stipendi megagalattici. Quindi noi, è inutile che parliamo dell'euro, di questo, di quello, noi abbiamo una spesa pubblica dello Stato che è una cosa inimmaginabile. Bisogna che uno ci viva dentro, camere di commercio, province, cioè è tutto dopo le partecipate, ci sono milioni di dirigenti che prendono soldi, 80.000 euro l'anno, 100.000 euro l'anno, 40, 50, eccetera. Quindi noi italiani non ne veniamo fuori, è inutile che ci giriamo attorno, perché nessun governo vorrà mettere mano a questo spreco. Buongiorno. Grazie Sergio, condivido in pieno quello che hai detto, condivido anche la perplessità di questo popolo, che è anche un popolo bravo, bisogna anche dirlo, è creativo, qualcuno sta azzerandolo di brutto, ma non da poco, da adesso, da tempi che furono. Però Garibbo, mi scusi, quello che traspare anche da queste telefonate, che l'opinione pubblica è cosciente di quello che sta avvenendo, nel senso che l'evasione fiscale non si vuole colpire e si basta vedere le denunce dei redditi, là capisci bene dove dovresti andare a parare. E se noi combattessimo l'evasione fiscale avremo una rinascita del paese, ma i grandi capitali nessuno ha il coraggio di toccarli. E non parliamo del centrodestra, perché non l'ha fatto neppure il centro-sinistra, la sinistra, nessuno ha il coraggio di toccare questa piaga sociale che abbiamo, ed è facilissimo andare nelle tasche dei soliti noti, sempre là si colpisce. Arriverà un momento che qualcuno veramente si sveglierà, non a caso la mia trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Ecco, questo coraggio di andare a intaccare proprio questi capitali, ma sono all'estero, certo che sono all'estero, ma ce ne sono anche qua, e quello che soprattutto ti fa rimanere con la bocca amara, ed è giusto quello che ha detto Sergio da Adria, che noi continuiamo a pagare quelli che non lavorano e non pagare quelli che lavorano veramente, quelli che sono i burocrati, questa massa di persone che non si riesce a capire cosa fanno e dove si andrà a parare con i governi che non iniziano a tagliare i rami secchi dove servono. Prego Garibbo. Diciamo che dal punto di vista, sì, diciamo nell'artigianato, di solito le nostre aziende tendono insomma a guardare dentro casa loro e di risolversi i problemi da sole e non attendere qualche tipo di soluzione che sul tenore insomma anche dell'intervento di prima, sì, tutto è auspicabile, ma insomma nel frattempo le nostre aziende pensano alla loro attività, a essere competitive nel proprio territorio, a essere competitive anche nel mondo, perché comunque sicuramente essere nella dimensione euro ha dato anche un vantaggio di competitività per le nostre imprese, di stare sui mercati internazionali, e questo ha mantenuto comunque la ricchezza nel territorio. Per tutte le problematiche insomma che sono state affrontate, penso siano nel breve. Qualche numero, Garibbo, degli artigiani che hanno chiuso negli ultimi, diciamo, 2-3 anni? Sì, abbiamo un numero di imprese artigiane, è vero, di artigiani in senso stretto che hanno chiuso, ma anche per una questione proprio anagrafica, di andati in pensione, quindi sicuramente noi abbiamo perso un 23, anche un 20% se lo analizziamo sull'arco di 10 anni, però c'è anche da dire che in cambio a questo, quindi ci sono sicuramente meno artigiani intesi come ditte individuali senza dipendenti, ma abbiamo nello stesso arco temporale registrato un aumento non di pari numero, perché è legato anche a una questione anagrafica, ma delle aziende con dipendenti artigiane. Quindi noi stiamo positivamente registrando un fenomeno di sostanzialmente di strutturazione e crescita della piccola impresa, che è l'unica possibilità che dobbiamo auspicare si ampli e si realizzi, perché così sono più competitive, così generano ricchezza nonostante tutte le norme, nonostante tutte le burocrazie che pur combattendole noi non riusciamo magari a semplificare tutto. Però è vero, ci sono molti meno artigiani, è vero che ne nascono anche numericamente meno perché c'è poca propensione nei giovani all'autoimprenditorialità, però è vero che le aziende che sono rimaste hanno assunto più dipendenti, magari qualche ex artigiano è ritornato a fare il dipendente perché si è reso conto che più
remunerativa una vicenda di questo tipo, ma anche perché aveva in sé una professionalità, un saper fare che altrove le nostre imprese non trovano, e quindi magari molti si sono anche convertiti come dipendenti. Sì, comunque questo è vero, il numero di artigiani rispetto a 20 anni fa si è abbattuto almeno di un 20%, parliamo quindi di numeri di migliaia di artigiani meno in provincia di Treviso, però è anche un dato legato a un dato anagrafico, e temo anche che questo picco di chiusura per cessazione di attività per questioni anagrafiche deve ancora finire di tutta la sua curva, perché insomma abbiamo ancora molti che hanno iniziato l'attività negli anni 60 in un numero molto ampio di imprese. Però ribadisco, nello stesso periodo stiamo lavorando anche come associazione per aiutarli nell'aggregazione, nella strutturazione, nell'essere più competitivi, perché oggi un'azienda, insomma, un'azienda, per chiamarla tale, deve avere almeno un nucleo minimo di dipendenti che possiamo individuare almeno in 4-5. Però ecco, questo è un nucleo di azienda che allora può collaborare con imprese più grandi, può stare in filiera con brand internazionali, può fare la sua parte di livello di alta qualità all'interno di un processo produttivo, di una filiera di servizi, e se questa azienda ce la fa, nonostante tutti i problemi esterni delle normative, della burocrazia del nostro paese, di tutte le cose che sappiamo, genererà ricchezza. Quindi la nostra speranza, penso, nel nostro territorio sia continuare ad aiutare questi attori, che non sono attori che delocalizzano, che non sono attori che mettono capitali all'estero, che tutto quello che hanno lo reinvestono nella propria azienda, nella propria famiglia, quindi nel loro territorio. Abbiamo Paolo da Montagnana, vai Paolo. Lavori che non vogliono più fare. Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Allora Mirella, sai com'è? Allora, ho sentito il tuo ospite che diceva che un suo conoscente prende 2.300 euro in Germania, no? Qua i nostri operai se lo sognano, e anche i nostri pensionati che sono stati per 43 anni in fabbrica, come sono stato io. Allora, io vorrei capire una cosa, no? Questa nuova politica, no? Che secondo me ci sta portando, come ha detto Bettino Craxi nel 97, ci porteranno alla miseria per poi venderla e umiliarla l'Italia. Io vorrei capire, quando è stata scritta la Costituzione dei nostri padri storici, no? Pertini, Einaudi, Segni, Gronchi, tutta quella gente che ha scritto la Costituzione italiana. Sulla Costituzione io vorrei capire se non è stato messo un tetto massimo ai stipendi di questi porci, di nuovi porci che abbiamo, questi che stanno governando, che si fanno stipendi da favola, danno ai manager, perché poi sulle grosse imprese a partecipazione statale mettono i manager che quando li mandano a casa ci costano dei patrimoni, no? E dove prendono i soldi per pagarli? Dalle pensioni, dagli stipendi, dalla gleba, no? Quello che noi eravamo una volta la gleba ai tempi dei romani, no? Allora io dico una cosa, no? Questa nuova politica, no? Che non sanno governare secondo me, questi fanno, parano in qualche maniera ma non sanno governare. Questi ci rovineranno, perché invece di tassarne noi sugli stipendi, sulle pensioni, che tassano le grandi lobby che prendono soldi a go-go sulla corrente, sul gas, su tutto quello che noi paghiamo sulle bollette. È quello che io non riesco più a sopportare. Ed essendo un uomo di piazza, ce ne sono tanti che hanno problemi con queste bollette, perché io sento tanti miei amici, tanti conoscenti che pagano bollette stratosferiche. Cioè, io dico, dove stiamo andando? Allora, stiamo dando una verità a quello che ha detto l'onorevole Craxi nel 97. Buona giornata Mirella e scusatemi per le nostre Paolo, hai fatto bene a fare le tue riflessioni. Sentiamo come commenta Tognoni. Prego Tognoni. Sì, no, c'ha ragione il nostro interlocutore, ma purtroppo la ricetta per riuscire a trovare una soluzione non è semplice trovarla, ma neanche con gli altri governi che potrebbero venire un domani, secondo me, perché ci stiamo rendendo conto che... l'evasione fiscale, Tognoni, per lei non sarebbe una cosa utile? Ma l'evasione fiscale, guardi, io ho fatto tanti anni, ho fatto 30 anni nella Guardia di Finanza, quindi un po' di cose di questo settore ne so, però le dico questo, ci sono delle problematiche a monte che molta gente non le sa, perché
certe attività che si venivano svolte durante, a parte che io ho lavorato con i magistrati alla Procura della Repubblica, quindi mi occupavo poco di questioni tributarie, però io vedevo che nell'ambito della nostra attività spesso non vi erano i mezzi per poter fare certe cose, per poter fare certi controlli, non c'era il personale, non c'era... Questo allora è un altro, scusa Tognoni, ma è un altro discorso. Allora mancano i controlli, ma no, perché non si potrebbe fare, perché quando vediamo denunce di redditi da fame su persone che fanno vita veramente dispendiosa, capite bene che qualcuno si arrabbia, anche perché le vediamo le denunce di redditi. Quella è una questione più politica, perché poi entriamo in discorsi un po' più delicati, che ovviamente non possiamo fare televisivamente, ma è ovvio che ci sono soggetti che hanno delle grandi attività dove poi riescono in qualche maniera ad eludere o comunque a non farsi riconoscere come come grandi personaggi che guadagnano molto. Ma questo, vabbè, entriamo su un discorso un po' più complesso. Io invece, tornando nel discorso che diceva lui, il nostro interlocutore, è chiaro che i politici hanno dei stipendi che sono un po' fuori dal normale, visto e considerato che se li confrontiamo con gli stipendi degli altri stati, Danimarca, Germania, eccetera. Leggevo qualche giorno fa proprio un post su Facebook, dove vabbè che ce n'è tanti di fake nel Facebook, però credo che questo era corretto, dove pubblicavano i vari i redditi relativi ai politici di tutti gli stati, e noi eravamo tra i più alti. Quindi è una questione anche deontologica, secondo me, proprio che dovrebbero limitarsi, visto e considerato anche il momento di crisi che abbiamo in questo momento in Italia, dove la gente spesso non arriva a fine mese. Però questo è proprio un problema prettamente politico. Ci vuole una classe politica che abbia il coraggio di dire: cominciamo a mettere mano e fare e regolarci in primis noi come Tognoni, politici. e poi adesso mi rivolgo anche a Garibo, ma noi li eleggiamo per fare questo? Perché non siamo noi che dobbiamo fare sempre tutto e di più. Noi eleggiamo queste persone per fare quello che ha detto lei, avere il coraggio di tagliare i rami secchi e di dire no a quello che non si deve fare. Perché basta vedere anche in questi giorni cosa sta succedendo, e noi per anni, ormai sono 4 anni, che parliamo di pista da bob, di ponte di Messina, e abbiamo i nostri ponti che cadono a pezzi. Cioè l'attenzione viene spostata, e tanti soldi, valanghe di soldi, su opere che a noi non ne può fregare di meno. Quello che ci può fregare invece è la nostra sicurezza quando usciamo di casa. Di questo non gliene frega nessun partito politico, basta uscire la mattina e vedere come siamo presi. Adesso vedremo in questi giorni, adesso vedrete, adesso non si parlerà più di pista da bob perché sarà tutto allagato dappertutto, e l'Emilia Romagna fino a pochi mesi fa abbiamo visto cosa è successo con Riccardo delle Verdure, che è una cosa e frutta che è pazzesca. Garibo. Sì, chiaro, cosa chiediamo al legislatore? No, beh, come associazione di categoria ovviamente al netto, insomma, che dovrebbe essere un principio quello di uniformare, penso, il bilancio dello Stato, insomma, principi di non indebitamento, e andare magari a vedere di razionalizzare, ad esempio. Anche tante cose si potrebbero fare, insomma, sulla unificazione dei vari enti, di utilizzare piattaforme univoche, insomma, anche per le aziende è sempre più complesso, insomma, dover gestire per i vari adempimenti piattaforme che non interagiscono. Si parla, insomma, di banche dati, di intelligenze, insomma, artificiali, che potrebbero anche aiutare a snellire, diciamo, e quindi a ritrovare certe dinamiche di risparmio, e con quel risparmio, ribadisco, tornare ad aiutare il motore del territorio, che sono le imprese. Ecco, questo sicuramente sono stimoli che ogni associazione di categoria, la nostra per prima, ovviamente chiedono al legislatore. Sicuramente quella è la direzione, cioè riuscire ad avere più risorse da mettere nelle imprese, da mettere poi quindi nel mercato del lavoro, e dare più reddito ai dipendenti.
non è per legge che possiamo stabilire un salario minimo, ma è per condizioni di redditività di un'impresa che ovviamente deve essere informata al principio, per cui tutti gli utili poi li deve spingere, insomma, per mantenere sempre competitiva la stessa. Quindi le richieste al governo, insomma, stiamo vedendo la bozza della finanziaria come associazione di categoria, ci stiamo confrontando e ci sono comunque delle cose nelle limitazioni di risorse oggi mettibili sul piatto. Non si può certo portare a casa la luna, sempre perché magari nei vari anni non si è fatto quel lavoro di razionalizzazione che si diceva. Quindi arriveranno ben poche cose, temo, di positivo nel 2024, una sempre rimanendo nel tema della giornata, del costo delle bollette, del caro vita, e insomma di mettere qualche quattrino in più nelle tasche per quanto riguarda le imprese e dei dipendenti. Sicuramente avremo che l'anno prossimo le soluzioni welfare che accennavo prima vengono estese a 1.000 euro a tutti, anche a quei dipendenti che non hanno figli. Stiamo parlando di quello che insomma le imprese sempre chiedono, cioè poter dare 1.000 euro netti senza avere un costo del lavoro sopra, e il dipendente ricevere quei 1.000 euro senza tassazione. Ecco, queste soluzioni qui che hanno si è rese strutturali per una cifra del genere, penso che moltissime imprese, ovviamente ribadisco, non sono cose obbligatorie, però se ogni imprenditore potrà dare l'anno prossimo un sostegno di questo tipo, perché non ci paga tasse e non ha costo del lavoro, e il dipendente a sua volta quando li riceve sono 1.000 euro effettivamente spendibili nel network dei supermercati, dell'acquisto della benzina, piuttosto che del rimborso delle bollette, è un segnale, comunque chiaro si vorrebbe sempre di più, però è un segnale positivo che può aprire un volano di vicinanza anche del datore di lavoro nel sostegno al reddito dei propri dipendenti. Nessuna impresa nostra è felice perché i propri dipendenti col salario che gli dà a fine mese non arrivano, e quindi c'è ovviamente diciamo del malcontento. Quindi tutte le nostre imprese sappiamo che stanno venendo incontro per quanto possibile, ognuna per la sua possibilità alle esigenze dei propri dipendenti, perché è la cosa più importante che hanno, è la loro forza lavoro, è la loro squadra di persone che porta avanti ogni giorno l'attività. Chiaro, se ci sono norme che ci aiutano a favorire questo percorso, ben venga. Pubblicità. Scusate, posso Mirella? E siamo con Antonio Tognoni, responsabile Centro Consumatori Veneto, e Stefano Garibbo, responsabile Area Lavoro Confartigianato Marca Trevigiana. Allora adesso andiamo a vedere anche questo servizio, negozi storici che chiudono a Treviso Centro. Andiamo a sentire. L'unica a dire è che mi dispiace. E basta, non si può dire sulle altre persone perché loro sanno casa sua cosa c'è e cosa non c'è. L'ultimo ad abbassare le serrande in centro è la storica ferramenta Bellieni. Ultimo giorno di lavoro sabato scorso, era aperta dal 1983. Il prossimo a chiudere sarà il bar al municipio. Hermes, gestore tra i più amati e riservati del centro storico, lascia a 67 anni per godersi la pensione, con la promessa di affiancare chi prenderà il timone dello storico locale all'ombra di Cassugana. 25 metri quadrati per 750 euro di bolletta della luce, l'ultima quando ancora il condizionatore non era acceso. Tempi duri anche per le storiche botteghe del centro. Chi resiste mette in campo esperienza e passione in una città che raccontano non essere più la stessa da anni, tra affitti molto alti, rincari e numero di residenti che si è dimezzato. 1897 che l'attività è di famiglia e sono la quarta generazione. È la passione sostanzialmente che oggigiorno è l'unica cosa che ti porta avanti, che porta avanti queste attività, e la ricerca sempre di qualche prodotto che sia un po' innovativo pur rimanendo nella tradizione della nostra attività. Io sono la quinta, più 2 generazioni di un'altra famiglia che c'era prima di noi, quindi superiamo i 200 anni. Io ogni tanto ci penso, ma chi me l'ha fatto fare? Mutui, spese, Covid, il calo di lavoro, poca gente che abita in centro, quindi meno affluenza di clienti. Tante volte dice che me l'ha fatto fare, eppure continuo perché c'è la voglia di portare avanti qualcosa che ce l'hai dentro nel cuore, insomma. Non è che le cose vadano benissimo, specialmente in certi momenti e in certe
fine settimana che non sono più quelli di una volta, ma per fortuna c'è finalmente il supporto del turismo. Se un giorno mettiamo non dovessi farcela toccando ferro, verrà fuori l'articolo 2 o 3 giorni, così se ne parlerà, poi finisce tutto. Purtroppo questa è la realtà. Io mi auguro che i pochi che ci sono ancora tengano botta e che anche perché rappresentiamo il passato di Treviso, che è stato sempre un passato eccezionalmente bello. Io mi auguro di continuare finché la salute mi assiste. Abbiamo Delia da Verona. Ciao Delia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora mi allego al penultimo signore che ha parlato per non avere controllato. Il signore che aveva in studio mi diceva parlano tanto, che non c'era il personale. Ma che discorsi sono questi? Come non si è fatto controllare un'Italia di come siamo ridotti? Ma pensa a Milano, Venezia, le grandi città, c'è un disastro, ma come si fa a dire che non si poteva controllare? Erano pagati per controllare, ebbene più di noi operai. E l'Italia l'ha fatto l'operaio, perché io sono del tempo di guerra. Non si può ragionare in questo sistema. Le ha fatto comodo, forse per i suoi contratti, forse per le cose con l'estero, non lo so, le ha fatto comodo a lasciare l'Italia che va in questa situazione. Ma credo che sia veramente sbagliato, perché pagheremo noi, ma se aspettano un po' con quello che c'è, pagano anche loro. Se ne rendono conto, guarda cosa è successo, guarda anche giù Somarolo lì, ma si può lasciare andare tutte queste cose? Mi sembra, Mirella, che sia qua gli ultimi, specialmente gli ultimi anni, io penso che il Covid aveva preso il cervello anche a tutti i nostri politici che ci hanno governato. Scusa, non si ragionava così una volta, non si facevano queste cose una volta. Lasciare queste città in queste condizioni, non lasciare più andare fuori la gente per la paura, ma come si fa? Vuol dire che qua dipende dallo Stato, da chi ci ha governato. Ma cosa continuano a parlare? Guarda che ieri sera ho visto anche del Debbio, è una cosa impressionante, è impressionante. Forse caricano qualcosa di più, ma è così, è così. Qua nella stazione dove sono io c'è il presidio. Ma come si fa a mandare i ragazzi Padova e Verona vengono a casa col treno alle 8 dall'università e i genitori devono andare in stazione a prendere i figli da 20 anni per quello che c'è? Adesso hanno messo il presidio. Si può andare avanti così? Certo di no. Allora io vorrei dire che se non cambiano sistema, fra pochi anni pagheremo. Chi non ne ha colpa? Perché noi che abbiamo lavorato 40, io ho lavorato fino a 70 anni, non ne ho colpa di quello che hanno fatto i nostri politici, perché li abbiamo pagati bene e ben alti stipendi. Allora dovrebbero avere il senso del dovere, ma il senso del dovere non c'è più. Parlano tutti, parlano tanti e non combinano niente. Alzo le mani per quelli che si danno da fare. Scusami, questo sono d'accordo, perché ce ne sono persone che fanno cose che va bene. Anche tutto questo volontariato, queste cooperative, ma perché non hanno mandato soldi e adesso guarda che debito che abbiamo senza controlli. Ma dipende dagli altri, non da noi che siamo non abbiamo la competenza di farlo. Sono loro che sono avvocati e tutte persone intelligenti che hanno studiato, se vorrebbero bene il loro paese. Invece questo hanno guardato solo i soldi. Mirella, scusami del mio sfogo, ma siccome che seguo tutte le trasmissioni e vedo cosa c'è. Grazie mille, buona giornata. Grazie Delia, grazie, mi fa piacere di queste telefonate che cominciate a svegliarvi finalmente e capire che forse i conti non tornano, ma perché qualcuno non vuole farli tornare. Ho spiegato anche prima il perché c'è un grande business, dove solo c'è business, c'è l'attenzione e la visibilità. Tutto il resto è noia, compresi i servizi alla persona. Però Tognoni, lei ha nominato l'euro, è vero? Ma anche in Germania c'è l'euro, c'è sempre stato da quando l'abbiamo avuto noi, però là hanno avuto i controlli. Qua chi è che controllava? Io mi ricordo quella volta che ho portato proprio a Lasco, l'ho detto anche qua, perciò non c'è un problema, lo scontrino, appena è uscito l'euro su una bancherella vicino a Padova mi sono fermata a prendere
4 fondi di carciofi, ho pagato 22 euro. Allora ho preso sto scontrino e l'ho portato all'Ascom all'epoca. All'Ascom mi hanno detto che non si può andare a verificare perché si va a colpire la persona. Cioè, capisce bene, per fortuna che adesso c'è anche qualcun altro all'Ascom, fortunatamente, ma capisce che qualcuno non voleva fare i controlli perché era facile andare a controllare, come qualcuno ha capito il grande business che c'era per la politica, tanto è vero che i loro stipendi sono quadruplicati e noi siamo rimasti fermi. Perciò, Tognoni, non è che non si possa fare, è che non si vuole fare, non si vuole colpire soprattutto chi dovrebbe pagare, e qua in Italia ce ne sono anche tanti, basta vedere quando ci sono questi mega feste degli yacht, di queste navi fantastiche, chi le va a comprare, oppure i grandi nei centri storici, questi palazzetti completi con la piscina a vista alto, e poi diciamo all'anziana che si deve riscaldare a 16 gradi, a 15, e non annaffiare i fiori o l'orto perché consuma l'acqua. Tognoni, saremo un po' stanchi anche dire che non si possono fare i controlli e colpire sempre gli stessi. Abbiamo Antonio da Padova e poi sentiamo anche Antonio Tognoni. Vai Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Siete magnifici, guardate, perché raccogliete io mi ricordo, Mirella, fai conto quando tu hai un gattino in casa, hai un gatto, che tu vieni a casa la sera pieno di problemi e c'è il gatto che raccoglie tutti i tuoi problemi e tu scarichi tutti i tuoi problemi sul gatto. Il gatto, voi siete uguali, siamo pieni di problemi e voi siete come quei gattini che raccolgono tutti i nostri problemi e ci ascoltate anche perché ci state ascoltando. Io dico, sono stanco di parlare sempre di queste robe qua perché chiaramente, Mirella, sono tanti problemi e il problema in Italia è che con più sono tanti i problemi e con più non se ne risolve neanche uno. Perché se avessimo solo un problema in Italia sarebbe già risolto. Sono troppi problemi, troppi. E comunque dico la verità e dopo mi metto giù perché dopo non voglio parlare di altro perché guarda, la nostra grande palla al piede sono proprio i burocrati, quelli a Roma, quelli proprio sono la vera palla al piede. Io mi ricordo che sono andato a Bologna 2 settimane fa, volevo andare a fare la spesa, prendevi la carne che prendevo quando mia mamma mi mandava a fare la spesa, a comprare 1 chilo di carne da fare le bistecche e sentire che il macellaio ha chiuso. Ma perché ha chiuso il macellaio? Ha chiuso perché adesso abbiamo un supermercato qua a mezzo chilometro e tutti quanti prendono la macchina per andare al supermercato. E se tu vedi, ma è bella la città con tutti i negozi chiusi. Ma una volta i negozi la città una volta era bella. Tutti i suoi negozietti, il calzolaio, il macellaio, il fruttivendolo, il panettiere, era bello la città una volta, era bella, adesso la città non è più bella, è tutta industrializzata, diciamo, ci sono tutte le lobby. Abbiamo tutte le stesse mutande, gli stessi calzini, abbiamo tutto uguale, tutti siamo vestiti uguali. Mirella, Antonio, grazie, devo correre perché sono in chiusura, ma sei stato molto chiaro perché devo fare anche la replica con gli ospiti. Allora, Antonio Tognoni, come rispondiamo, come commentiamo? No, io volevo prima rispondere anche al nostro l'altro interlocutore della Confartigianato, che c'è un sacco di gente, c'è un sacco di attività che chiudono, ma anche perché non c'è più persone che vogliono fare i mestieri che c'erano una volta, non si trovano più persone che vogliono andare a fare, che ne so, il calzolaio, non si trova più chi vuole andare a fare, che ne so, il fabbro. Abbiamo problemi di recuperare la nostra gioventù in attività dove una volta facevano parte del nostro tessuto sociale quotidiano. Adesso c'è gli stranieri che vengono e tenderebbero a occupare magari quei posti, ma non hanno la preparazione professionale per farlo. Quindi questo è un problema
proprio di cultura che ormai si sta evolvendo in una certa maniera, oltre che sociale ed economico. Abbiamo Rino da Rovigo, mi sembra. Vai Rino. Ciao Mirella, sono Rino. Ciao. Sono a casa, Come sto stai, bene, intanto? non ho più male. Dai, mi hanno operato, sto bene, adesso vediamo, giorno 6 fanno la prima medicazione, poi decidono come fare, spero che sia finita. Ascolta, io sto ascoltando il tuo ospite, è vero. Allora, una volta, anch'io a Boara, un paesino piccolo, c'era quello che aggiustava le biciclette, adesso non c'è più. C'era il calzolaio e non c'è più. C'è un negozio di frutta e verdura che lavora tanto, perché è un negozio antico di tanti anni che ha lasciato la nonna e nipote, tanti anni, e c'è un negozio di generi alimentari. Fine, non c'è più niente. Allora, se devi andare a cerca di un meccanico di bici, devi andare a Rovigo in centro, che una persona anziana come fa, che ha una bicicletta rotta, andare a aggiustare? Come fa una signora che ha le scarpe rotte andare in cerca di uno mette bene le scarpe e non trova? Non c'è più niente. Questi lavori qua, se uno apre un calzolaio a Boara e in qualsiasi posto lavora tanto, invece che i posti lì ormai non ci sono più, quello che aggiusta le bici, e vai da uno, ti chiede 20 euro di una camera d'aria. Perché? Perché è l'unico che aggiusta le bici. Cioè, non è una cosa normale, non si accontentano di dire una volta mettevano le pessette per aggiustare le bici, adesso ti obbligano a cambiare la camera d'aria 20 euro. No, una volta mi ricordo anni che con 500 lire ti mettevano la pessetta e andavi via, e andavi avanti. Adesso non si accontentano più di niente, qua ti chiedono 4, 5, 6 euro per una stupidaggine. Cioè, questo qua non può andare avanti, deve capire che anche l'euro è quello che ha rovinato tutto, sia a fare la spesa con 50 euro, vieni a casa con due cose. Cioè, non è una cosa normale. Grazie Rino, devo correre anche con te purtroppo, ma sapete come funziona la trasmissione, sono anche in chiusura. Allora sentiamo come commenta Garibo, perché a casa sanno fare i conti non tornano proprio. No, beh, sicuramente sanno fare bene i conti come a casa e come anche nelle nostre aziende, le cose sono sotto gli occhi di tutti, il momento è difficile. Ne siamo passati cioè, c'è anche da dire che magari siamo usciti anche prima del Covid con periodi di inflazione quasi a zero, ecco, quindi questo però è un momento veramente complesso da questo punto di vista. Mi scusi, hanno colpito proprio l'artigiano, perché sono stati quasi azzerati, i numeri sono numeri, inutile che ce la diciamo, e molti hanno chiuso non per l'età ma perché non ce la facevano più andare avanti, perché la pressione fiscale è terribile. Il problema è che hanno colpito proprio il cuore pulsante del paese, che è quello che aveva la creatività, come dice lei, che ancora resistono perché hanno questa creatività e sono gli unici che riescono a fare determinate cose, perché se uno vuole una scarpa come si deve venire qua, i motori sono nati qua. Cioè, diciamo la verità, e hanno colpito proprio il cuore pulsante, quelli che facevano girare l'economia. Ma vi rendete conto? Cioè, è una roba folle. L'operaio, l'artigiano, il piccolo industriale. Ma dai, bisogna cominciare a parlare, Garibo, i numeri sono numeri. Ma guardate, per esempio, cioè, sul tema che diceva anche l'ospite dell'Associazione dei Consumatori, è vero, c'è il problema anche di che non si trovano neanche più giovani per noi. Però ci sono sempre due modi di approcciare le cose, noi siamo quelli sempre per trovare una soluzione. Noi banalmente abbiamo detto andiamo a scoprire in ogni comune i ragazzi che si sono iscritti a una scuola professionale, ok? Perché magari nemmeno l'impresa che sta a fianco a 3 chilometri ha detto che lo sappia necessariamente, perché magari è concentrata sulla sua attività. E seguendo dove stanno i ragazzi vediamo dove sono le scuole. Nelle scuole siamo entrati a parlare con i presidi e abbiamo fatto attivare degli istituti che esistono nelle norme ma magari non sono molto applicati come avviene in Germania, quindi si può assumere un ragazzo che studia alle professionali, quindi quei pochi ragazzi mentre studia lui fa delle parti di attività scolastica in azienda, magari si appassiona, ecco che magari quell'artigiano magari anche in difficoltà ha un sostegno o a una nuova figura professionale su cui investire, magari riusciamo a tenere nel territorio un'altra realtà produttiva. Però queste cose qui non le regala nessuno.
ovviamente è una sfida in cui noi come associazione ci crediamo, però oggi sappiamo che solo il 13% di 7.800 ragazzi, che sono quelli che si sono iscritti a settembre dalla terza media alle superiori, hanno scelto le professionali. Quindi noi abbiamo un bacino di 1.200 ragazzi in provincia di Treviso su cui scommettere per continuare le nostre attività. Ci sono due modi: aspettare che tutto si sistemi da solo, o da Roma, come dite, magari trovano una quadra giusta, oppure arrangiarci, che penso che sia la soluzione migliore nel breve, e quindi cerchiamo di andare a scoprire dove sono questi ragazzi che comunque hanno scelto indirizzi per poter fare il meccanico, per poter fare l'installatore di impianti, per poter lavorare in un'officina, e insomma insegniamogli il saper fare finché in giro ci sono questi nostri artigiani della generazione di maestri artigiani in pratica che abbiamo alle spalle. Ecco, queste sono le cose su cui noi dobbiamo muoverci, lo stiamo facendo in attesa, insomma, che sicuramente il legislatore abbia un trattamento diverso, perché se non manteniamo attenzione a questi produttori di sapere, a questi produttori di ricchezza del territorio, oltre alle botteghe come è stato fatto nel vostro filmato, rischiamo di perdere molto altro nei nostri centri, nei nostri Ma piccoli secondo comuni. lei, Garibbo, la politica vi sta ascoltando le associazioni di categoria? Perché mi sembra che tra sindacati e associazioni di categoria qua veramente non ci siamo, perché manca l'ascolto, perché avete le idee chiare su quello che si potrebbe fare. Bisogna anche metterle in atto, ma non riuscite da soli, se la politica non vi dà ascolto, a fare questo? È chiaro che è la sfida quotidiana di ogni associazione. Insomma, il nostro obiettivo è cercare che le nostre idee vengano poi tradotte in normative, vengano poi messe a terra e fatte applicare dalle imprese. Sicuramente magari ci sono è sempre una sfida sempre più difficile, perché magari le priorità anche internazionali distraggono anche la politica su altri temi, magari immagino in questo momento. Sì, ma la politica italiana è pagata da noi, Garibbo, siamo noi lo Stato. Certo. Noi, ecco, ha capito, siamo noi che paghiamo la politica, deve ascoltarci. Allora andiamo a sentire anche cosa dice la CIA, autunno caldo agricoltura, visto che non ci manca niente quest'anno. Andiamo a sentire l'autunno caldo dell'agricoltura. Questi tessuti produttivi, questi tessuti commerciali saltano, e il problema penso che diventi grande un po' per tutti. Però per ora, insomma, noi abbiamo ancora... Gli effetti dei cambiamenti climatici si vedono in questo periodo. Purtroppo abbiamo avuto aumenti della temperatura anche di 2 gradi superiore rispetto a quella dell'anno scorso, che sta creando delle grosse difficoltà per quanto riguarda i prodotti autunno-vernini e soprattutto per quanto riguarda i prodotti orticoli. Abbiamo avuto riduzioni per quanto riguarda il radicchio, riduzioni per quanto riguarda altri prodotti orticoli. Questo è il grido d'allarme degli agricoltori padovani. Le temperature record che si sono registrate nel mese di ottobre stanno colpendo la resa dei prodotti autunnali. Broccoli e zucche sono scese del 20% rispetto al 2022. Le coste stanno subendo incursioni di lumache ed insetti che solitamente in questo periodo non ci sono più. Chiediamo con molta determinazione al governo interventi urgenti per una riorganizzazione, ma soprattutto anche per dare la possibilità alle aziende di un'assicurazione per la garanzia dei propri prodotti. I frutti maturano troppo in fretta, dicono dalla CIA. In molti hanno cambiato la loro programmazione, impoverendo la varietà disponibile per i consumatori. Molti agricoltori nel Padovano hanno scelto di non piantare la varietà precoce di radicchio. Si sta verificando invece dall'altra parte grosse difficoltà delle aziende agricole nella programmazione degli interventi, nella programmazione culturale. C'è sempre grande difficoltà del settore agricolo, soprattutto in questo periodo, e quindi si deve intervenire in maniera chiara, in maniera decisa, anche per quanto riguarda la possibilità delle nostre aziende di una garanzia del proprio reddito. Per questo vi è necessità di fare le assicurazioni agricole che diano la possibilità di una redditività alle nostre aziende. Infatti ho sempre detto che forse alla fine mangeremo ora le foglie del prosecco, berremo il prosecco e mangeremo le foglie, perché non rimarrà altro. Come ci saluta Antonio Tognoni? Ormai siamo in chiusura. Come vuole che vi saluto? Speriamo bene, speriamo adesso che il sistema del libero mercato non venga attuato, che ci diano la proroga, perché se ci sarà il libero mercato sulle bollette noi prevediamo un aumento al minimo del 20%. Quindi adesso credo che stamattina hanno fatto una richiesta di proroga al governo, speriamo che l'accettino, perché sennò sarà dura. Io ho avuto delle imprese che sono venute qui
della zona qua di Rossano Veneto, che mi hanno detto che noi chiudiamo se abbiamo bollette di questo genere ancora nei prossimi mesi, siamo costretti a prendere provvedimenti di chiusura o cambiare o trovare altri modi. Speriamo bene, speriamo nel meglio per tutti. Grazie Antonio Tognoni, responsabile Centro Consumatore Veneto. Sentiamo come ci saluta Stefano Garibbo. Ovviamente dobbiamo sempre guardare in positivo, insomma, le sfide ci sono, ma avremo modo, insomma, di raccoglierle e riuscire anche a superare questi momenti di difficoltà. Certo, ci vuole più attenzione sicuramente a quello che il mondo delle imprese esprime, le problematiche che quando vengono evidenziate vanno trovate soluzioni. Vi ringrazio, grazie per l'attenzione. Grazie anche a Stefano Garibbo, grazie, pubblicità. Molta l'emozione nella presentazione che il presidente del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Paolo Ferraresso, ha fatto del nuovo impianto idrovoro altipiano a Codevigo, in provincia di Padova, la cui realizzazione è stata possibile solo a seguito di un grande interesse da parte della Regione, che ha capito l'importanza dello stesso per la salvaguardia del territorio. Un intervento che è giusto rendere noto alla cittadinanza per far conoscere quanto complesso è il sistema dello scorrere dell'acqua e quanto è importante gestirlo. 8 sono i comuni interessati ricadenti nel bacino, si tratta di Codevigo, Correzzola, Arzergrande, Portelongo, Polverara, Piove di Sacco, Brugine e Bovolenta, e i sindaci questa mattina erano presenti per festeggiare questo importante evento che ha messo in sicurezza i residenti che finora hanno convissuto con la paura che il sistema idraulico fosse insufficiente per la gestione dell'acqua, affidato a una botte a sifone risalente ai tempi della Serenissima, il cui scopo non era la salvaguardia di questo territorio ma del bacino lagunare. Emozionato anche il direttore del consorzio Francesco Veronese, ricordando che quello inaugurato oggi è un ulteriore tassello per il miglioramento dell'assetto idraulico del territorio, aumentandone la sicurezza e mettendolo in salvo dalle piene del canale altipiano, che avrebbero potuto avere conseguenze negative soprattutto in quanto questo territorio si trova al di sotto del livello del mare. E ringrazio Ettore Lazzaro, sindaco di Codevigo, primo mandato centrodestra. Grazie veramente sindaco di essere qui con noi, perché bisogna pure anche mettersi la faccia e parlare di queste cose. Finalmente vediamo qualcosa di positivo. Poi ci raggiungerà anche Mario Bailo, sindaco di Vidor. Cosa ci dice sindaco? Com'è la situazione, ecco, dopo questi giorni e soprattutto le ultime 48 ore terribili? Prego. Grazie a voi dell'invito. Sì, è stata una grande emozione anche per noi, per me soprattutto, avendo questo impianto idrovoro nel mio territorio, che comunque abbiamo sentito serve 8 comuni della Sacisica, un territorio dove il livello del terreno mediamente è sotto il livello del mare. Quindi è un'opera molto importante che mette in sicurezza cittadini e territori sicuramente per il futuro. In questi giorni diciamo che la situazione meteo qui da noi è sotto controllo. Proprio oggi abbiamo i volontari della protezione civile che sono in perlustrazione lungo gli argini, essendo un territorio con dei canali importanti che lo attraversano. Parliamo del Brenta, del Bacchiglione, dello scaricatore nuovissimo. Monitoriamo la situazione costantemente nel tentativo, insomma, di prevenire eventuali problematiche. Abbiamo Mirella da Riese Piodecimo. Ciao Mirella. È caduta la linea, poveretta, era un pezzo che aspettava, vediamo se riusciamo a riprovare a riprendere la linea di Mirella, che sicuramente dovrà dirci qualcosa. Però, sindaco, a me fa piacere di averla ospite, perché ci fa capire anche con questo video che se si vuole si può fare prevenzione. Certo che bisogna investire nel territorio, mettere denaro sonante
e allora forse la prevenzione riesce a superare questi argini e mettere in sicurezza. Perché non si fa questo? Perché siete così poco ascoltati? Perché abbiamo delle opere che non vengono utilizzate perché non sono ancora state collaudate e sono là ferme? Anni e anni di burocrazia, di parole, di tagli di nastro, ma alla fine non siamo in sicurezza e lei lo sta dicendo anche adesso. Prego, Sindaco. Veda, questo purtroppo il problema della burocrazia è un problema che nelle amministrazioni pubbliche lo viviamo quotidianamente in qualsiasi cosa che ci mettiamo a fare. Opere poi così importanti, sicuramente il Comune riesce a fare quello che può. Questa opera per essere stata realizzata, di cosa si parla? Di quanti anni, Sindaco? Guardi, io sono sindaco da 4 mesi, 5 mesi, ero vice sindaco nell'ultima amministrazione e ero consigliere di minoranza nel 2008-2013. Era già partita in quegli anni, era stata messa in piedi dal Consorzio Venezia Nuova, sappiamo poi tutte le vicissitudini che ci sono state negli anni. Devo dire fortunatamente è stata data in consegna al Consorzio di Bonifica che con un lavoro al quale bisogna dare merito negli anni hanno ricercato i finanziamenti per poterla completare. Ci sono riusciti grazie all'assessore Marcato, che è stato determinante da questo punto di vista. Ha dato un grosso input perché vengano finanziati le risorse mancanti per poterla completare. Allora poi Sindaco, la interrompo un anni... secondo perché abbiamo in linea Dio ti salvi Perin, che in fatto di idraulica in questi anni ha cercato di spendersi molto, ma anche lui è stato poco ascoltato. Doveva essere ascoltato sabato, ma con queste alluvioni è stato spostato l'appuntamento. Buongiorno, Dio ti salvi, buongiorno. Buongiorno Mirella, buongiorno, come va? Allora, cosa ci vuole dire? Lei aveva preventivato, sono anni che lei dice attenzione, attenzione, dovete investire, abbiamo tutte le carte in regola per farlo, però alla fine siamo tutti allagati o quasi. Prego, Perin. Purtroppo sì, e non si ascolta le autorità idrauliche, soprattutto l'ingegnere Dal Paus dell'Università di Padova, quindi è inutile che parliamo con chi che non ha nessuna esperienza e non sa che 2 più 2 fa 4, quindi ecco per quello che io dico anche nella vostra trasmissione razzisti a certe persone, voglio dire, perché se io sono trascinato da corrente d'acqua diciamo così da Vidor e vado giù al mare, a un certo punto io metto fuori la mano dall'acqua e chiedo a chi sono sulle rive tiratemi fuori perché sennò io fra poco muoio e resto distrutto. E questi non si sbrigano per dare l'ok a queste cose, questi sindaci, non capisco cosa sono contrari. Io direi facciamo un'istruzione a scuola, finanzio io l'opera, gli diamo un po' di insegnamento, facciamo un corso accelerato perché capiscono che 2 più 2 fa 4, cosa ci vuole? Però giustamente il sindaco Lazzaro dice guardate che la burocrazia ci impedisce di fare quello anche che vorremmo fare, secondo lei? Ma che burocrazia, ma che se tu sai che sei morto, se viene giù una piena e basta solo 2 giorni di neve in montagna e 2 giorni di forte pioggia, e quella è la situazione del 66 ragazzi. Quindi questi serbatoi di laminazione che fanno anche a Ciano eccetera sono anche insufficienti, voglio dire, ci vorrebbero 10 di questi serbatoi da Vidor alla montagna, quindi è una roba praticamente minimale. Qui diamoci le mani attorno, il Presidente Zaia intervenga, faccia questi lavori, ma urgentemente, non si può più aspettare, perché qui l'acqua esce, noi ci sono gli argini ancora della Serenissima Repubblica, quindi il problema è da Nervesa della Battaglia col Fosco al mare in destra e sinistra Piave. Qui se viene giù un'alluvione di 5.000 metri cubi al secondo come il 66, noi qui, io primo di tutti perché ho il stabilimento qui a Colfosco, mi trovo dentro con 3 metri di acqua e fango e tutte le case vicine, tutte le istituzioni e quant'altro fino al mare, saremo in ginocchio
chissà per quanto tempo. Allora, signori Peri, miei. rimanga in linea per cortesia, non metta giù, perché voglio sentire come commenta con lei il sindaco Lazzaro. Prego, sindaco. Sì, guardi, allora noi sindaci nei nostri piccoli comuni sappiamo benissimo quali sarebbero le opere da poter e da dover fare al più presto. Parlo per il mio comune, abbiamo oltre il Bacchiglione, il Brenta, un canale che è considerato navigabile ad oggi e che viene utilizzato poi per scaricare comunque acqua dal Brenta quando ci sono questi periodi di forti piogge. Io tra l'altro ci abito proprio di fronte e ho 53 anni e non ricordo negli ultimi 53 anni, magari i primi ero troppo piccolo, ma siano stati fatti lavori di manutenzione. Ad oggi è un canale navigabile che non è percorribile per nessun motivo, in nessun modo. Avrebbe bisogno di un intervento forte e importante. Capisco le risorse sarebbero tante, ma solo se si fanno si potrà avere una certa sicurezza nel territorio e a garanzia dei residenti, e comunque non solo quelli residenti nel mio comune, che è l'ultimo comune in provincia di Padova verso la laguna, ma sicuramente tutti quei territori serviti dallo scarico di questo canale. È vero quello che dice il dottor Perin, ci vuole la politica a livelli più alti, regione, ministeri, che si mettano in ascolto di noi sindaci e promuovino questi interventi sul territorio. Solo così si riuscirà ad arrivare alla messa in sicurezza ottimale che tutti ci auguriamo. Visto che anche lei è del centrodestra, ma non è che forse l'attenzione è su un grande business che prima era la pista da bob, poi abbiamo il ponte di Messina, poi abbiamo la corsia che ci dovrebbe portare a Jesolo pagando, però sempre, cioè capisce che la persona che è a casa e che magari ha il problema della casa allagata ogni volta che piove un pochino, no tantissimo, anche un pochino, è un po' stanca. Perché è un paese fragile, lo sappiamo, ce lo dicono gli esperti, ce lo dicono in tutte le maniere, il clima è cambiato, ma è possibile che non si possa investire nella sicurezza del paese invece di andarci a inventare chissà cosa che a questo momento non si può fare e non si deve fare? Sindaco, voi non siete ascoltati, le associazioni di categoria non sono ascoltati, i grandi direttori d'orchestra, nel vero, che sanno gestire le cose, non vengono ascoltati. Ma dove vuole andare a parare la politica con questi politici? Sindaco, poi sentiamo Perin e lo salutiamo. Guardi, da un certo punto di vista le do anche ragione. Io sono fiducioso e ogni volta che ho occasione di parlare, di interloquire con politici ad alti livelli, continuo a battere il chiodo. Spero che prima o poi arrivino ad ascoltarci. Bisogna investire sulla sicurezza, bisogna investire sulla manutenzione, che a volte mancano anche quelle piccole manutenzioni che però danno sicurezza poi negli anni. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto un problema, si è rotta una paratia e il canale nuovissimo era a livello strada. Bastava aver manutentato e aver fatto un cambio di catene che servono per l'alzare e l'abbassare la paratia, e questa cosa non sarebbe successa. Quindi voglio dire, noi sindaci proponiamo, ci spendiamo per richiedere. Sindaco, siete in tanti, loro pensano di avere il coltello dalla parte del manico, questi onorevoli, questi senatori, questo Parlamento, ma siete voi il polso del popolo, siete voi i sindaci, dovete farvi ascoltare di più anche dai nostri, che non li vediamo e non li sentiamo, chissà cosa staranno facendo oggi. Voi siete in prima linea e loro dove sono? Allora Dio ti salvi Perin, come ci saluta e cosa vuole dire? Ma è un disastro, se mi dite già che c'è problemi per il Bacchiglione sui fiumi appunto De Vicentino, Padovano e Rovigotto, siamo rovinati completamente, perché lì il presidente Zaia ha investito, la regione tantissimo, ci sono diversi serbatoi di laminazione, stanno lavorando attualmente per grosse opere, ma qui è tutto abbandonato, signori miei. Quindi noi che siamo la forza del nord-est, qui il Veneto, Trevisani e quant'altro, siamo una potenza,
però abbiamo qui il tallone d'Achille con i fiumi, qui abbiamo il Piave che è abbandonato a se stesso, non c'è niente. Il Livenza la stessa roba, perché anche, ricordate a Prati Gai per salvare Motta si doveva fare i salvatori di amministrazione che erano già là di prati pronti per essere allagati. Non hanno fatto niente questi signori qua. Questa realtà io aspettavo adesso questo appuntamento con i dirigenti e il presidente Zaia prossimamente, io spero che Antenna 3 possa dare spazio a sentire il presidente cosa dice di questa cosa, perché non è che è finita sta cosa qui dopo domani, il tempo rimette bello eccetera signori, bastano 2 giorni di neve, forte neve in montagna nell'arco dolomitico e 2 giorni di forte pioggia che è la situazione del 4-11-66. Ecco, quindi questa è la situazione, quindi io mi vedrei qui tutti i stabilimenti, tutte le nostre case a valle appunto dello sbocco degli argini della Serenissima Repubblica fatti nel 1500 da Fra Giocondo, che andiamo tutti sotto acqua, quindi era veramente da piangere avere questi dirigenti qua. Eppure abbiamo l'università più importante d'Italia che è l'Università di Padova, l'ingegnere Dal Paus che sempre predica cosa bisogna fare. Io sono un imprenditore che vedo una situazione e ho lavorato tanto con l'ingegnere Dal Secco 30 anni per vedere questi problemi, fatti i calcoli e tutto, denunciato tutte le autorità, sì, bisogna fare, però non fanno niente. Grazie anche a Dio ti salvi Perin, questo imprenditore che anche economicamente ci sta mettendo del suo per far capire l'importanza di investire in idraulica nel territorio, ma qua qualcuno non ascolta. Sindaco, lo sta dicendo anche lei, e noi cosa dobbiamo fare? Paghiamo delle bollette salatissime per avere quali risultati? Tutti fanno tutto, ma alla fine ci troviamo con un pugno di mosche in mano. Prego Sindaco. Allora, guardi, è vero che paghiamo risorse che vanno ai consorzi di bonifica. Io voglio spezzare una lancia a favore dei consorzi di bonifica che comunque, almeno per quanto riguarda il mio territorio, stanno investendo e cercano di curare le manutenzioni nel migliore dei modi. Che si possa fare ancora tanto e che sia necessario fare ancora tanto e di più, questo è vero. È fondamentale perché poi i cambiamenti climatici ci dimostrano che il clima sta proprio cambiando e quindi stanno cambiando anche le situazioni che si vanno a creare. Mi auguro e sono fiducioso che almeno per quanto mi riguarda si continui a investire sul territorio per la sicurezza idrogeologica e speriamo insomma che anche la Regione capisca che ci sono interventi necessari e che vanno fatti e che si spenda nei confronti dei ministeri vari di competenza per riuscire a migliorare quella che è la situazione attuale. Abbiamo Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti e buongiorno signor Sindaco. Signor Sindaco, sono contento quando lei ha detto che quando trova i politici di alto livello gliele suona. Ecco, mi ha aperto il cuore con questa sua frase, però seri dubbi, sa perché, signor Sindaco? Ecco, qui c'è la corsa a fare opere nuove, perché le opere nuove portano voti. Le manutenzioni, signor Sindaco, non portano nessun voto. Se lei fa manutenzione vedrà di un'opera che hanno fatto anche un'altra amministrazione, non prenderà neanche, pertanto le manutenzioni secondo me vengono trascurate per quel motivo, non si mettono più i puntini, non si mettono i posti, l'ordinario, non si fanno le strisce sulle strade, cioè praticamente non si cambiano i guardarai e tante cose, ci sarebbero milioni da spendere sulle manutenzioni, invece zero. Perché lei ha detto prima, giustamente, signor Sindaco, ha detto per una catena, allagavo tutto perché bastava fare l'istituzione di una catena, lei non ha nel personale e nei soldi. E parliamo di PNRR, non so, metteranno anche un altro nome, devono mettere il nome per le manutenzioni. Buongiorno e grazie signor Sindaco e buon lavoro. Gliele suoni quando trovo quelli più grossi. Le suoni bene, gli dico che il popolo ha capito, invece qui noi prendiamo i voti secondo le poesie come impariamo. Guardi tutti i capi politici hanno quelle poesie che fanno paura. Ecco, buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie al nostro Gianfranco Valeri, prego Sindaco. Ha sentito che sono contenti quando sentono i sindaci che si fanno sentire dai politici? Prego.
Allora, noi ci proviamo. Diceva bene il telespettatore, le manutenzioni vanno fatte obbligatoriamente sia a tutti i livelli e vorrei dire anche dai privati. Negli ultimi anni un po' perché si è modificata anche l'agricoltura nelle varie zone, è difficile far fare le manutenzioni anche ai privati. Il problema è che la rete di fossi, di fossatura, di canali è tutta in collegamento tra di loro e ognuno deve fare la propria parte. Noi come sindaci, almeno io, cerco di farlo fare ai miei cittadini. Il consorzio di bonifica nel mio territorio, insomma, non mi posso lamentare, lo sta facendo e speriamo che, ripeto, gli enti superiori investano nelle grandi opere che sono necessarie. Allora adesso andiamo a vedere anche questo Piave e Sfollati. Andiamo a sentire cosa dicono gli Sfollati. Siamo nella paura, Siamo nella paura. Cioè le macchine già sono pronte, i borsoni sono pronti e via. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Diciamo che chi abita in area golenale è abituato un po'. Si è abituato, però la paura c'è sempre. Cioè ti dispiace di quel che succede. È stata una nuova giornata di apprensione lungo il Piave, soprattutto tra i residenti nelle aree golenali, ancora provati dalle conseguenze di Vaia e dell'acqua granda. Il flusso di informazioni tra i comuni rivieraschi e le varie autorità è stato costante. A Ponte di Piave la decisione di evacuare 10 famiglie delle 90 in zona a rischio è arrivata alle 3:30 del mattino. La sindaca Paola Roma non ha chiuso occhio. Sostanzialmente abbiamo iniziato con loro al telefono, dandogli un'ora entro le 6:30, 7 per almeno portare via gli effetti personali e poi successivamente abbiamo predisposto l'ordinanza per questi, proprio perché essendo questo un punto più basso è anche più difficile portare fuori i cittadini. Inizialmente la parrocchia aveva dato la sua disponibilità, ma le famiglie hanno trovato sistemazione da amici e parenti. La messa in sicurezza non ha riguardato solo persone, beni materiali. Il giovane Nicola ha messo in salvo delle arnie. Sono intervenuto con la mia attrezzatura, le ho chiuse. Non sono riuscito a spostarle perché erano una trentina di alveari, poi per fortuna questa mattina abbiamo contattato il proprietario che è venuto a recuperarle. La trovate già chiuse, perché le avevo chiuse questa mattina e quindi le ha solo caricate e portate via. Romano Mazzariol, ingegnere ed ex amministratore, da anni monitora il deflusso idrico nell'area. Ieri sono caduti ben 100 mm di pioggia e questo ha comportato quello che di riflesso osserviamo qui a Ponte di Piave in tutta la tratta. Ecco. Quindi i prossimi giorni saranno giorni, da quel che risulta dalle previsioni, abbastanza da tenere sotto controllo. Ma non c'è solo il Piave. Nella Marca, nelle 24 ore, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati una ventina, alberi caduti e massi staccati in alcune strade provinciali come a Tarzo, Valdobbiadene e Revine, qualche problema alla scuola elementare di Pieve di Soligo. Qui la pioggia ha peggiorato alcuni problemi di infiltrazione sui quali però si sta già intervenendo. Il plesso è dal punto di vista sismico e dal punto di vista strutturale completamente a norma, quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista e le lezioni si sono svolte oggi come nei prossimi giorni regolarmente. Il Sile è esondato parzialmente a Cantona di Casale, mentre a Silea le ansie principali hanno riguardato il torrente Melma. Per fortuna poi le precipitazioni si sono arrestate, quindi è sceso anche il livello, però è una criticità ricorrente in questi frangenti proprio in cui abbiamo queste precipitazioni abbondanti, queste bombe d'acqua. Allora si sta avverando quello che purtroppo ti stava spiegando Dio ti salvi Perin. In questo momento il Piave è a 6,30 m, stanno aspettando i 6,70 m. Speriamo si fermi, però siamo veramente in una zona rossa molto particolare. Come commenta il sindaco? Cioè ogni volta dobbiamo arrivare a questi livelli perché non si investe, perché non si fa prevenzione, perché la burocrazia, perché non abbiamo personale, perché? Però chi è poveretto che vive in queste zone, e ormai siamo anche in tanti a dire il vero, qui noi ce l'abbiamo a 2 passi da San Biagio di Calalta, perciò capisce che non è una situazione tollerabile e poi si sente parlare di fiumi di denaro che se ne vanno da tutte le parti fuorché nella parte giusta. Prego sindaco. Guardi, io sono vicino alle popolazioni che vivono in questi giorni queste difficoltà. Noi le abbiamo vissute negli anni, sono successe in più occasioni e so quanto difficile possa essere per gli amministratori dei piccoli territori che poi subiscono questi effetti
di sicuro non è facile, da situazioni difficili da affrontare. Ripeto, i sindaci fanno quello che possono nel proprio territorio e cercano di manutentare quello che è di loro competenza in base anche alle risorse che hanno. Ci vuole la volontà politica a livelli superiori, si va anche oltre alla regione. I ministeri devono predisporre dei piani di messa in sicurezza di questi territori attraverso gli interventi che sono necessari. Sappiamo quali sono, perché in ogni territorio ormai è stato studiato e ristudiato, sono dell'idea che sicuramente in ogni territorio c'è la soluzione, servono sicuramente le risorse e la volontà politica per arrivare a realizzare le opere di cui necessitano i territori. Sa, Sindaco, che sono dell'idea che forse le risorse le abbiamo e che è la volontà politica che manca. Perché sentendo anche quello che diceva l'imprenditore, penso che come imprenditore, specialmente anche qua nell'ex Rico Nord-Est, ma ne abbiamo ancora tanti, loro sono anche proiettati nel futuro anche come investimenti, ma se nessuno li ascolta, anche con dei propositi molto validi, perché sanno di quello che parlano, perché come Dio ti salvi prima un addetto ai lavori, è una vita che studia queste cose, capisce bene che non si va da nessuna parte. Non si può sempre pensare di avere il politico che va in televisione che sa tutto di tutto. Sanno tutto di tutto, ma noi abbiamo dei tecnici specializzati, abbiamo gli urbanisti, abbiamo gli scienziati, i ricercatori, gli ingegneri, i geometri. Ma è possibile che non riusciamo mai a sentire queste persone e dobbiamo sentire il politico di turno perché la visibilità è tanta e allora ci sono? Non può funzionare così, Sindaco. Ecco, io vedo i sindaci in prima linea in questi giorni, siete voi in prima linea, siete voi che dovete dare risposte ai vostri cittadini e ce la mettete tutta, ma se non siete supportati cosa fate? Avete la coperta che è un coriandolo. Prego, Sindaco. Sì, capisco che la difficoltà è proprio questa, ci vuole la volontà politica a livelli superiori, perché poi i sindaci riescono solo a gestire il proprio territorio e ci mettono la faccia in prima linea con i propri cittadini, soprattutto quando ci sono le difficoltà e diventa ancora più difficile poi riuscire a gestire le varie situazioni. A volte io dico mancano i rappresentanti anche dei territori. Esempio, io parlo della mia zona, la Saccisica, non ci sono politici di riferimento che siano partiti da questo territorio, che quindi sentano effettivamente quali sono le necessità che questo territorio ha. Purtroppo il fare politica oggi viene visto come un volersi mettere in mostra, un volere esserci a tutti i costi, e invece se si partisse dall'amministrare i piccoli territori e si crescesse nel tempo per raggiungere poi gli enti superiori, forse chi ci arriva ha anche la consapevolezza di quali sono le necessità del territorio di partenza. Nel nostro caso effettivamente sia a livello regionale che a livello statale non abbiamo rappresentanti diretti che siano partiti da questi territori e che conoscano effettivamente quali siano le nostre problematiche. Ci siamo noi sindaci che le portiamo avanti ai vari livelli, e nella speranza che prima o poi qualcuno ci ascolti. Vede, Sindaco, io la ringrazio e sono onorata di averla avuto ospite questa mattina. Grazie perché a voi. è una persona, come piace a me, diretta, che dice quello che pensa. Non abbiamo le persone del territorio che portano avanti le esigenze del territorio. La ringrazio di averlo detto, perché questo non si sente quasi mai, perché purtroppo le segreterie politiche dall'alto ascoltano e qualcuno ha paura di parlare. La ringrazio di averlo detto. Come ieri sentivo che con questo Mosi che si è alzato e che ha fermato l'acqua alta a Venezia, per fortuna, tutti quanti hanno detto: ah, se non ci fosse stato il Mosi, avete visto? Sfido io, con quello che è costato, ci mancava solo che non funzionasse. No, perché nessuno lo dice. Funziona, ci mancherebbe altro che non funzionasse, saremmo proprio allo sbando totale. Cioè dobbiamo ringraziare chi che è stato strapagato per fare questa opera, che poi vedremo cosa ci costerà, perché ogni volta che si alza sono dolores per noi, perché paghiamo noi, ma pagano i politici, paghiamo noi, il sindaco, e voi ci mettete la faccia. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone.
Ciao Mirella, grazie e saluto i tuoi ospiti. Allora, io abito vicino al Marzenego e la mia terra è tutta lungo il Marzenego. Io mi ricordo quando ero piccolo c'era il custode del fiume Marzenego che in bicicletta si faceva ogni settimana, non so, adesso non mi ricordo, ogni 15 giorni, tu lo vedevi che passava in bicicletta e controllava tutto il fiume, una volta da una parte e una volta dall'altra. E tu lo vedevi costantemente quando eravamo nei campi. Gli offrivamo da bere un'ombra, avevamo il vino all'ombra, gli offrivamo da bere, lo conoscevamo. Se c'era un problema si parlava con il custode. Tu se volevi piantare una pianta vicino all'Argine gli potevi chiedere: io la posso piantare questa pianta qui, o è troppo vicina, è troppo lontana? Il custode del fiume c'era quando c'era la democrazia cristiana. Adesso che non c'è più la democrazia cristiana, qui è tutta una Babilonia. Io adesso questo custode lo conosco perché siccome che ho telefonato perché c'erano dei problemi, e dopo sono andato dal sindaco e dopo ho aspettato finché quest'estate hanno messo a posto l'Argine, perché c'era un pezzo di Argine che era molto abbassato e mi faceva paura, e sono venuti e hanno messo a posto tutto. Però non dovrebbe essere che io devo chiamare loro, perché io pago più di 400 euro all'anno di consorzio, perciò io da solo, e tutti quanti paghiamo, perciò i consorzi tirano su molti soldi, e se c'è un custode, quel custode deve fare il suo lavoro, deve andare in giro dalla mattina alla sera, quello è il suo lavoro, di guardare il fiume, e tutti i custodi di tutti i fiumi sono pagati per quello dovrebbero fare. Io non so perché la gente non deve fare il lavoro che sono pagati per fare. Ecco, basta, non ci vuole mica tanto, basta che chi è lì pagato faccia il suo dovere, il suo lavoro. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora salutiamo anche Mario Bailo, sindaco di Vidor, primo mandato Lega. Buongiorno sindaco, grazie veramente di essere presente. Ma sai, il confronto con i cittadini è importante, abbiamo sentito di tutti i colori, stamattina hanno chiamato dappertutto. Com'è la situazione, sindaco, da voi? Beh, qui a Vidor attualmente la situazione è abbastanza sotto controllo, diciamo. Stanotte abbiamo avuto un'esondazione di un torrente importante qui da noi, qui a Vidor, un'esondazione a monte in pratica, è fuoriuscito dall'Argine e ha allagato un'abitazione in pratica. E non è la prima volta che succede questo. Io ho anche presente Ettore Lazzaro, che è sindaco di Codevigo, il quale ci mette la faccia e ha detto: purtroppo non abbiamo politici che rappresentano il nostro territorio e portano avanti le nostre istanze. Io l'ho ringraziato per questo, perché non è facile sentire un sindaco diretto che dice quello che pensa. Come commenta? Ma guardiamo, per quello che mi riguarda, ovviamente non ho sentito le repliche del collega di prima. Comunque, diciamo, certo che posso concordare sotto qualche aspetto che anche noi dobbiamo essere in qualche modo ascoltati di più, in qualche modo, quando in pratica si tratta di emergenze o di sociale o questo qua, ecco, perché dopo ovviamente i cittadini si rivolgono a noi come diciamo in prima fase, quindi noi dovremo essere in grado di dare risposte anche sicure e certe ai nostri cittadini, però questo deve arrivarci anche dall'alto, in pratica da chi ci governa, da chi ci rappresenta, sia in regione che in provincia e che a Roma, insomma. Ecco, noi, diciamo, io ho un buon rapporto con tutti, ecco, non sono all'esasperazione, credo, comunque dovremmo essere un po' più ascoltati. Allora, sindaco Bailo, però è anche vero che molti dicono non ci sono risorse.
ed aria con queste risorse. Però quando noi sentiamo cosa sarebbe costata la pista da bob, cosa è costata la pedemontana, qualcuno adesso dirotta verso il ponte di Messina, e noi in questi momenti abbiamo un territorio che non dobbiamo uscire di casa dalla fragilità, perché questa è la verità, da nord a sud, da est a ovest, e qualcuno non capisce che forse i sindaci dovrebbero essere sostenuti e dar loro la possibilità di investire con la prevenzione per la nostra sicurezza nel territorio. Capisce il sindaco che facciamo fatica, che proprio l'italiano, perché parlo in generale, perché mi piace parlare in generale anche se la mia trasmissione si chiama Sveglia Veneti, cominciamo a parlare, cominciamo a essere stanchi, però l'unico riferimento che abbiamo siete voi, i sindaci, non ne abbiamo nessun altro, perché neppure in regione arrivi, sindaco, provincia non si sa neppure cosa siano al momento. Capisce che questo cittadino che ha anche telefonato questa mattina, che dice ma io continuo a pagare, io pago anche delle bollette salate e mi ritrovo con la casa allagata. Prego, sindaco. Sì, c'è una parte di vero su quello che dice lei, però ovviamente il discorso io pago, questo non ti fa pretendere che tutto deve essere fatto e io pago, perché è facile dire io pago le tasse e tutto deve essere calma, quello che io sindaco, chiedo, ho deve essere... anche di persone che hanno la casa nuova allagata. Calma, sindaco. Casa nuova pagata, allagata perché non è stata fatta prevenzione, che vuol dire urbanistica, che ci direbbe veramente dove costruire e come. Prego, sindaco. Beh, questo nel mio territorio non succede, tranne quell'esempio che le ho portato prima, quindi ovviamente dopo dipenderà da chi ha permesso di costruire in certi luoghi dove non si poteva costruire e dove non era indicato costruire. Quindi per me io sono più tranquillo da quell'aspetto là, e quindi ho un caso in questa faccenda, ho un caso che però sapevamo che è un caso che si ripete da anni e là ovviamente qualcuno dovrà intervenire, però va bene, però non è un discorso io pago e pretendo, bisogna anche un po' fare delle valutazioni un po' diverse, insomma, ecco, secondo il mio punto di vista. Ecco. Sentiamo come commenta invece il sindaco Ettore Lazzaro. Prego, sindaco. Sì, allora, secondo me il cittadino che paga richiede una certa sicurezza. Poi che si possa fare tutto, anche questo è vero, non è facile poterlo fare. Io dico, se negli anni dal punto di vista urbanistico sicuramente sono stati fatti degli errori e sono state rilasciate concessioni in zone dove sicuramente si sapeva un po' del rischio idrogeologico. Oggi il clima è cambiato, succedono fenomeni diversi da quello che succedeva 10, 30, 50 anni fa. Sicuramente la politica e insieme ai tecnici devono studiare delle soluzioni per poter permettere a quelle persone che abitano in certi territori di poterci risiedere ancora per il futuro. Se però diciamo che un po' quello che diceva il collega, non si può pretendere perché uno paga che venga fatto tutto, alla fine rimarremo sempre qui a parlare di problematiche che mai verranno risolte. A questo punto è vero, la politica o l'urbanistica negli anni ha fatto degli errori e noi ci dobbiamo impegnare perché si risolvano questi problemi per il futuro e stare più attenti a non commettere gli stessi errori.
Quindi le opere secondo me vanno fatte e vanno messe in sicurezza tutti i residenti in qualsiasi zona dove abitano a questo punto. Se gli è stata data la possibilità di risiedere in quel territorio è giusto che venga messo in sicurezza. Tanto è vero, Poi che sia facile farlo, tutti e due i sindaci che in questi comuni si comincia a parlare di unione e di fusione proprio per fare squadre e di cercare di migliorare la qualità della vita di queste persone. O sbaglio, Bailo? No. Però anche qua ci sono dei pro e contro a mio avviso. Lei per Parlo in particolar modo come sta, perché sindaco Bailo? com'è? Prego, Lei per scusi. l'unione, la fusione, come si è comportato? Noi non abbiamo unioni, abbiamo l'unione montana, però questo non c'entra niente, unioni tra comuni. Abbiamo avuto delle esperienze con dei servizi uniti con altri comuni, però qualche servizio ben venga, qualche altro servizio creerebbe ulteriori, a mio avviso, ulteriori problemi, in particolar modo nel sociale, perché se ci uniamo con altri comuni e dopo magari le persone anziane, qualcuno deve spostarsi di chilometri per andare magari negli uffici o questo, bisogna pensarci sopra bene e fare un'unione che deve dare delle agevolazioni ai cittadini, non dei problemi. Allora andiamo a vedere anche la foto di questo Piave in piena proprio a Vidor, così la commentiamo anche con il sindaco, vediamo la foto. Eccola qua, guardate, questo fiume è veramente bellissimo, ma quando è in piena che fa veramente paura. Però c'è il ponte nuovo, il sindaco Bailo dice sono al sicuro, mi sento tranquillo, ecco, speriamo bene. Allora sentiamo anche Lazzaro cosa dice in fatto di unione e di fusione dei sindaci, indipendentemente che uno sia o non sia, però qual è la sua idea, sindaco Lazzaro? Da che parte starebbe? Sicuramente la collaborazione tra sindaci è fondamentale, soprattutto quando si vanno a toccare ambiti che esulano e vanno oltre al proprio territorio. Nel mio caso il comune di Codevigo è un comune molto vasto dal punto di vista territoriale, anche se come residenti siamo circa 6.300 abitanti. Si sviluppa però in 70 km quadrati. Unirci con qualche altro comune in senso di fusione proprio dei comuni la vedo dura, perché il territorio aumenterebbe ancora di più e sarebbe ancora più difficile gestirlo. Noi nella zona, i comuni della Sacisica, abbiamo creato da diversi anni, c'è l'IPA della Sacisica che si trasformerà in fondazione di comunità a breve, ed è uno strumento valido per condividere tutti i territori confinanti problematiche, sia, ecco, questa potrebbe essere quella di cui stiamo discutendo, la problematica idrogeologica, per portare istanze insieme poi agli enti superiori. Vedi proprio l'inaugurazione dell'impianto idrovoro che coinvolge 8 comuni della Sacisica, 6.500 ettari, sui quali tutti i comuni poi alla fine hanno spinto perché venga realizzata quest'opera. Quindi sicuramente la collaborazione tra i comuni è fondamentale. Ci credo anch'io e ci credo veramente tanto. Allora andiamo a fare un giro proprio sulla golena del Piave e poi commentiamo. Cinque anni fa l'acqua lambiva il piano stradale, era sostanzialmente a 30-40 cm da dove siamo noi adesso, qui era tutto allagato. Un ricordo bruttissimo. Speriamo che questo preallarme che ci ha inviato la Regione attraverso il bollettino non si concretizzi ancora con un'emergenza di quella portata. Inevitabile tornare a Vaia e alla sua portata distruttrice qui a Zenson, dove sono circa 20 le famiglie residenti in area golenale, tantissimi campi coltivati, dalle viti al kiwi, tanti anche i sentieri in uno dei teatri più evocativi del primo conflitto mondiale. Il dialogo tra sindaco e protezione civile in queste ore è continuo. Lo stesso Dallanese, con il referente delle tute gialle Gaudenzio Cason, è stato
in sopralluogo nella zona di via Caduti in Guerra. Attiva anche la polizia locale che fa riferimento al comando di San Biagio. Stiamo valutando in base ai dati che ci stanno fornendo se è il caso di aprire il COC e in che momento aprirlo. Il gruppo comunale di Tensione di Piave siamo 27 volontari. Stiamo valutando minuto per minuto insieme anche con i colleghi sindaci e con il Genio Civile ed eventualmente, vedendo anche poi la quantità di acqua che questa notte scenderà oppure no, valuteremo di aprirlo eventualmente questa notte o domani mattina. In ogni caso le famiglie dell'area golenale sono già state avvisate porta a porta. Un alert specifico è stato diramato anche a Salgareda. Noi ieri sera con il coordinatore e gli altri volontari del gruppo siamo passati famiglia per famiglia. Ieri pomeriggio, appena era arrivato il precedente bollettino che oggi è stato confermato, avvisando che ci poteva essere una criticità da questa sera a domani. Noi abbiamo un buon rapporto con i residenti dell'area golenale e abbiamo voluto di persona andare a spiegare bene, senza creare inutili allarmismi, però comunque informarli sull'eventuale possibilità. Vedere queste immagini per capire l'importanza dei sindaci, perché sono loro con la divisa della protezione civile, sono loro nei territori che ci mettono la faccia, che cercano di consolare anche chi veramente è molto depresso e distrutto, perché non è la prima volta, ma soprattutto per l'importanza che hanno l'ascolto, ecco, l'ascolto dei cittadini. Non ho visto politici sono al caldo, al sicuro, ecco, mi dispiace per i vostri partiti, ma io dico quello che penso, lo dico anche a Bailo, che fa parte anche di un partito importante, perché sono i sindaci sempre che si rimboccano le maniche, si tirano sulle maniche e iniziano a lavorare con i loro cittadini per migliorare il territorio. E questo fa veramente capire l'importanza di queste figure che, se seminano bene, vengono rielette, se seminano male non vengono più rielette, perché hanno gli occhi puntati dei loro cittadini. Prego Bailo. Sì, ovviamente siamo in prima linea, ovviamente in qualsiasi momento, in qualsiasi caso, quindi anche io stanotte ho fatto una notte praticamente un po' agitata, però comunque ripeto, grossi problemi non ce ne sono stati. Ovviamente siamo noi, abbiamo accettato anche di fare il sindaco, ho accettato anche di fare il sindaco, comunque sapendo che dovevo essere pronto a queste emergenze e acquisita già in precedenza una esperienza, diciamo, da vice sindaco e da assessore, quindi sapevo, qualora ho accettato, quindi sono cosciente che ho accettato anche queste responsabilità. Cosa si aspetta nella giornata di oggi, Sindaco Bailo? Cosa succederà secondo lei? Che previsione sta facendo, visto che sembra che adesso si sia un po' calmato il tempo? Sì, qui oggi al momento sta piovendo qui a Vidor, però non è una pioggia che ci preoccupa tanto. Le previsioni sono buone, quindi penso a un ritorno alla normalità, insomma, entro oggi o massimo domani. Beh, questo è essere ottimisti e fa molto piacere sentire il sindaco Mario Bailo, sindaco di Vidor, che dice queste cose. Sentiamo anche cosa si aspetta Ettore Lazzaro, sindaco di Codevigo, oggi e domani, perché non siamo ancora proprio sicuri. Prego. Sì, da noi allora al momento non sta piovendo, non mi sono state segnalate particolari criticità. Noi, essendo proprio uno degli ultimi comuni attraversati dal Bacchiglione e dal Brenta, dovremo aspettare domani per vedere il livello dell'acqua quando scenderà giù dai territori dove ha piovuto costantemente di più. Secondo la mia esperienza, insomma, credo di poter dire che passata la giornata di domani non ci siano più grosse difficoltà. Ad oggi la situazione è sotto controllo e credo non ci siano, non c'è al momento nulla da rilevare di così importante. Insomma, ovvio che abbiamo la protezione civile fuori che va a monitorare costantemente il territorio, perché poi la problematica da noi potrebbe essere fauna selvatica tipo le nutrie o le volpi che creano voragini lungo gli argini che possano eventualmente mettere in difficoltà un po' il territorio da questo punto di vista, ma lo stiamo monitorando.
Grazie, grazie. Allora salutiamo Ettore Lazzaro, sindaco di Codevigo, primo mandato centrodestra di essere stato con noi. Salutiamo anche Mario Bailo, sindaco di Vidor, primo mandato Lega. Grazie anche al sindaco Bailo. Grazie, grazie. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Davide Gentili, referente arbovirosi ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Gentili per essere ritornato a spiegare com'è la situazione. Saluto tantissimo anche l'avvocato Anna Maria Bigon, collegata con noi da Padova, consigliere Regione Veneto del Partito Democratico. Allora io partirei proprio dall'avvocato Bigon. Tanto avvocato, sono strafelice perché finalmente la pista da bob è stata fermata. Io sono stata una delle prime a parlarne, sono strafelice, non mi interessa chi è contrario a quello che dico, io dico quello che penso, pensando a tutti quei milioni che forse potranno essere spesi per aiutare le persone in difficoltà, visto che io mi occupo anche di questo, ma soprattutto capire quanto importante è la prevenzione. Tutta stamattina che ne parliamo, però i sindaci non sono ascoltati, i dottori non sono ascoltati, qui non viene ascoltato nessuno, eppure abbiamo degli apparecchi acustici molto validi. Avvocato Bigon, com'è in Regione la situazione, visto quello che sta succedendo in questi giorni, e cosa succederà con i soldi per mettere in sicurezza il territorio? Prego avvocato. Ma allora, se parliamo di prevenzione, io credo che insomma dovremmo partire appunto anche da alcune normative, come ad esempio la cementificazione. Noi abbiamo una legge del 2017, fatta nel 2017 che ha come obiettivo 2050 zero cementificazione. In realtà siamo la regione che cementifica di più rispetto alle altre, e da allora abbiamo raddoppiato, proprio da quando è stata fatta la legge, quelli che sono i metri cubi cementificati. Parliamo di oltre 730 ettari, di cui la metà addirittura occupata dalla pedemontana. Insomma, tante strade sono cementificazione, e una buona parte in Veneto di percentuale di questo è costituita appunto dalla realizzazione di nuove strade. Noi dovremmo in realtà cercare di non cementificare, cercare di aumentare quelli che sono gli autobus e i mezzi bisogna mettere il paese in sicurezza, noi non ne verremo fuori. Però sai, i partiti passano, i politici anche, ma noi rimaniamo con i nostri problemi, strappagando tutto quello che ci viene dato, perché lo strappaghiamo, però servizi poi zero. Avete visto, uscite oggi di casa e vedete che territorio vi trovate. Ecco, anche voi come opposizione siete ascoltati, non siete ascoltati? Perché sono tematiche che a mio avviso dovrebbero interessare tutti, indipendentemente da destra, centrodestra, centrosinistra. È il territorio, e nel territorio dovremmo essere tutti uniti, specialmente la politica, che deleghiamo, perché deleghiamo per fare il bene del territorio, come un buon padre di famiglia, cosa che non avviene assolutamente. Prego avvocato. Ma noi ovviamente poniamo in essere tutte le azioni possibili per cercare di condividere con la maggioranza quelle che potrebbero essere appunto le problematiche e le successive risoluzioni. Cerchiamo di essere quantomeno costruttivi. Da un punto di vista ovviamente territoriale, noi abbiamo una cementificazione che è esagerata, l'abbiamo visto dall'ultimo anche censimento ISPRA. Noi siamo tra le regioni, appunto come dicevo prima, più cementificate in assoluto. Tra l'altro il 50% di questo aumento di ettari, circa 730 di cementificazione annui, sono dovute alla realizzazione di strade, per cui andiamo in un senso opposto a quello che noi vorremmo andare. Noi proponiamo invece di aumentare quello che è il trasporto pubblico locale, cercare di diminuire la realizzazione di strade, non dare deroghe per quanto riguarda la cementificazione, perché poi cosa succede? Nel momento in cui cementifichiamo tutti questi ettari, automaticamente anche quando piove, insomma, non è più una straordinarietà, ma diventa una ordinarietà cercare di limitare i danni dalle alluvioni, insomma, per cui questo è uno dei primi aspetti.
E parlava prima giustamente della pista da bob. Solo per la manutenzione noi avremmo speso circa 1,5 milioni di euro ogni anno per la manutenzione. E è evidente che lo sport è importantissimo, è altrettanto evidente che abbiamo delle priorità e poi al di là del costo abbiamo insomma un territorio che è quello di Cortina, che è bellissimo, che credo insomma è giusto lasciarlo anche nel maggior modo possibile, più naturale possibile, ecco. Grazie Avvocato. Allora, dottor Davide Gentili, lei si occupa di zanzare, di insetti anche pericolosi, adesso sappiamo anche quanto pericolosi, ci cementifica, però abbiamo ancora più zanzare, non sappiamo più come difenderci, anche se i prodotti in circolazione sono tanti, bisogna dire la verità, però dobbiamo fare sempre più prevenzione. Cosa ci dice com'è la situazione? Oltre il cemento abbiamo anche le zanzare. Quest'anno rispetto all'anno precedente abbiamo avuto sicuramente una diminuzione dei casi, sia di quelle che sono le arbovirosi autoctone, quindi ad esempio West Nile, ma anche diciamo TBE. Però dall'altro lato abbiamo visto con la ripresa dei viaggiatori e dei viaggi, per fortuna, un aumento di quelle che sono le arbovirosi di importazione, quindi dengue, chikungunya e zika. Che sono quelle più pericolose? Ma tutte sono diciamo pericolose, bisogna capire quello che è il target per cui sono pericolose e quindi agire diciamo in prevenzione. Le arbovirosi appunto sono patologie trasmesse da vettori, quindi abbiamo zanzare, zecche o flebotomi. Abbiamo anche il toscanavirus che sta emergendo diciamo anche nelle nostre realtà. Quindi è importante sapere bene quello che è il target. Per quanto riguarda West Nile, che è un'arbovirosi autoctona trasmessa dalla zanzara comune, quella che punge diciamo, di notte principalmente dal tramonto fino all'alba, che è una patologia che nel giovane non dà grosse problematiche, le dà nell'anziano, comunque nel soggetto over 60 con fattori di rischio spesso, ed è lì che vediamo i casi gravi. La cosa importante è che comunque ci sono delle metodiche per proteggersi, non abbiamo un vaccino ma possiamo diciamo, agire appunto sul vettore, quindi utilizzare i larvicidi dall'inizio diciamo, della stagione di replicazione del vettore, da aprile, che devono essere diciamo, messi nelle caditoie, quindi nei tombini delle case o nei fossati, con cadenza diciamo, almeno mensile o secondo le specifiche del prodotto, proprio per bloccare lo sviluppo nei periodi più a rischio, quindi giugno, luglio, agosto, dove abbiamo temperature alte e abbiamo a volte tante zanzare. Allora andiamo a vedere anche questo video, proprio come proteggersi dalle zanzare, specialmente a queste fragilità che abbiamo. Siamo anche una popolazione che sta invecchiando, invecchiare dovrebbe essere tranquillità, invece vediamo che invece siamo sempre più a rischio. Allora io voglio proteggerli invece perché voglio un bene dell'anima ai diversamente giovani, ai bambini e ai diversamente giovani, via di mezzo, non tanto. Andiamo a vedere.
dottor Gentili, intanto mi fa piacere, come detto, io amo questi bambini diversamente giovani perché sono molto attenti, sono curiosi, attenti, se una cosa gli intriga la osservano veramente bene. O sbaglio, dottor Gentili? Che sembra che questi bambini non abbiano voglia di fare niente, siano pigri. Non è vero, prego. Assolutamente, anche le scuole, diciamo, è stato un progetto pilota, quindi siamo partiti da poche scuole, ma l'idea è quella di estendere questi progetti, cioè tornare a fare formazione e prevenzione nelle scuole e aprirsi anche, diciamo, poi alla comunicazione con il cittadino, perché se non comunichiamo correttamente non possiamo poi pretendere che ognuno adotti quelle che sono le strategie corrette e anche, diciamo, a tutela dell'ambiente. Quindi io credo sia un passo fondamentale su cui dobbiamo investire proprio poi per avere un ritorno che riguarda il benessere della collettività. Questo è fare prevenzione, non si limita solo a stare seduti in dipartimento, ma dobbiamo interagire con il territorio. Abbiamo avuto un forte supporto anche dei comuni nelle nostre, diciamo, attività e speriamo di poter proseguire, insomma, su questa strada. Anche perché con la prevenzione e soprattutto si cerca di fare comunità, una parola che era ormai sparita. Allora, avvocato Bigon, che comunicazione vuole fare questa mattina? Perché è importante il dialogo, la comunicazione corretta, da addetti ai lavori seri, competenti. Cosa ci vuole dire, avvocato Bigon? Eccola qua. Prevenzione è fondamentale, questo lo sappiamo. Comunicare è altrettanto fondamentale. Da una parte l'aspetto ovviamente amministrativo, politico, che sono due cose completamente diverse, perché l'aspetto politico a volte noi cerchiamo di comunicare, però non abbiamo la risonanza che vorremmo avere per dire le cose che pensiamo. Dall'altro punto di vista invece l'aspetto amministrativo, come diceva giustamente anche l'ospite all'interno della vostra trasmissione, il fatto di dover lavorare sul territorio, ecco, questo dovrebbe essere non solo amministrativo ma anche politico. Allora, siccome che a volte magari non abbiamo la possibilità di trasmettere attraverso determinate forme di media quello che vorremmo dire sia come politici ma anche come ovviamente altri enti eccetera, dovremo andare sul territorio, nelle scuole e cercare di fare prevenzione. Ma una prevenzione a cui io tengo tantissimo è quella del territorio, giustamente, ma anche quella della salute, perché un'altra forma di prevenzione che dovrebbe partire dall'informazione è proprio questa, il benessere che parte dallo sport, dalla relazione con le persone, ma anche da una prevenzione, quindi da una diagnosi che può essere fatta velocemente. Avvocato Bigon, però ho sentito l'altro giorno, mi è stato comunicato che qualcuno ha votato anche contro, si è astenuto anche del suo partito per non portare questi SUV, questi cacciatori nelle alte quote. Ci dice com'è veramente la situazione, visto che noi non sappiamo, perché non tutti vanno in internet, perché io ho anche diversamente giovani che devono capire, visto che votano e devono avere le idee chiare. Com'è andata questa storia? Ma su cosa? Sui cacciatori? Sui cacciatori e anche su questi SUV che dovrebbero avere via libera per arrivare anche a destinazioni fino adesso vietate a loro solo ai residenti. È vero. Come sta andando? Ci racconti un po', perché nessuno non ci dice mai niente. Allora è stata fatta una discussione all'interno della Commissione Ambiente e Trasporti dove appunto c'è stata una modifica. Loro dicono la proposta è stata quella di dire facciamo questa modifica affinché le automezzi, poi che siano SUV o altro, possano raggiungere in caso di emergenza e solo in determinate occasioni determinati siti. Finora era stato vietato, siccome l'hanno chiesto alcuni comuni di poter accedere liberamente appunto in caso di emergenza, è stato fatto. Allora, noi non siamo stati d'accordo, nel senso che poi a volte l'eccezione diventa una regola. La nostra preoccupazione è quella. Abbiamo dei siti da tutelare che sono veramente delle cose spettacolari sotto l'aspetto naturalistico e siccome che la cementificazione, ma non solo in Veneto per carità siamo tra i primi e questo purtroppo è un dato di fatto, ma in tutta Italia e Europa la cementificazione purtroppo sta veramente prendendo piede. E noi temiamo tanto, perché poi cosa succede? Succede che vengono fatti i parcheggi, succede che vengono fatte comunque la prima realizzazione, magari anche dei ristori eccetera, e quindi non diventa più quell'ambiente naturalistico e quindi da una piccola eccezione si parte per avere magari una cosa molto più ampia e regola. Guardate, noi abbiamo a Costermano
l'idea di creare sulla Val dei Mulini, che è una valle naturalistica bellissima, un ponte tibetano lungo 300 metri, ma non è il ponte. Il problema è poi che si realizzi un parcheggio perché si pensa che arrivino 700.000 turisti durante l'anno, si realizzano dei ristori perché si pensano che arrivano, per cui è tutta la conseguenza che poi ne deriva. Insomma, noi cerchiamo di quantomeno riportare a quello che è l'aspetto naturalistico. Perché queste cose non le sappiamo mai o poco, se io non vi ho ospiti che spiegate bene, c'è qualcosa che non torna, perché noi non sappiamo mai la trasparenza. Ecco, la trasparenza, avvocato Bigon. È fondamentale la trasparenza, a volte però i giornali sappiamo che non possono comunicare tutto, comunicano quello che è più interessante e spesso magari questo non parte come una notizia interessante e quindi non viene pubblicata. Ecco, guardi, ma non perché noi facciamo comunicati ogni giorno e spesso magari ne viene comunicato, magari viene pubblicato uno alla settimana, ma dovrebbero essere notizie che al di là dell'aspetto politico vengono rese pubbliche. Lo so perfettamente. Come commenta, anche come giovane, perché abbiamo anche un giovane medico questa mattina, anche come persona, ecco, la trasparenza sulla comunicazione, sul sapere quello che mi aspetta di diritto, quello che non mi aspetta, quello che vorrei avere, quello che non ho, specialmente anche nella sanità. Prego, dottore. È un aspetto sicuramente fondamentale, anche poi per essere credibili, no? Quando ci sono delle emergenze, una prima cosa che dicono gli americani con il modello SERC è be first, be right, be credible, no? Quindi bisogna, diciamo, dare una comunicazione che sia sempre corretta tecnicamente, sensibile anche verso il pubblico, ma attenta, diciamo, anche a non dare informazioni sbagliate e a dare le informazioni quando serve. Abbiamo già visto anche col Covid cosa è successo proprio con le informazioni. Sì. E a tra volte, virgolette, sbagliate. È difficile, no? Non è sempre un contesto semplice, però io credo, diciamo, che essere trasparenti sia sempre un punto che ti aiuta, no? Devi dire le cose, mai nasconderle, diciamo, e cercare anche di evidenziare i problemi, perché insieme poi si possono trovare anche le soluzioni più adeguate. Allora, come mai questa specializzazione, dottor Gentili? Da cosa deriva? Perché c'è sempre un qualcosa che parte. Io ho avuto degli ospiti, medici, chirurghi, che hanno detto: io a 6 anni avevo già deciso che avrei fatto il chirurgo, ma non uno, più di uno. Prego, lei quando ha deciso di fare questo? Io no, in realtà al periodo, diciamo, delle scuole superiori, dell'ambito prevenzione, mi sono appassionato, diciamo, nel tempo. È un ambito che tratta non solo il singolo ma proprio la popolazione, dove si riescono a fare interventi che anche se spesso non valutati possono avere un impatto, diciamo, significativo. Pensiamo ad esempio alle vaccinazioni. Le vaccinazioni hanno permesso di eradicare alcune malattie, anche con il Covid, di ridurre, diciamo, in modo significativo le forme gravi, quindi tenere liberi i nostri ospedali. Pensiamo all'ambito dell'ambiente, c'è una parte della prevenzione che riguarda anche, diciamo, l'igiene e la sicurezza nell'ambiente. Pensiamo, diciamo, anche appunto al lato arbovirosi di cui oggi sono qui a parlare. Che poi vedremo anche le slide. Allora sentiamo Giusy prima di vedere le slide. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, i bimbi non sono pigri, sono i genitori che li portano nei centri commerciali d'estate e d'inverno, ma per la loro soddisfazione, diciamo. Finché vanno gli anziani, Mirella, a rinfrescarsi e riscaldarsi, che sarebbe una vergogna, che non possono rimanere a casa loro, non avendo la possibilità di denaro, è quella alla fine che fanno tutti quelli, ma che non possono fare niente del tutto. Ma i genitori che hanno questi bambini d'estate e d'inverno chiusi dentro nei centri commerciali, questi qua mi fanno rabbrividire. Vi ringrazio. Grazie a te Giusy. Allora andiamo a vedere le slide che ha portato il dottor Gentili, così conosciamo anche qualcosa di importante anche questa mattina. Andiamo a vedere, così le commenta il dottor Gentile. Prego, sì. Dottor Gentili. Sono molto semplici, tarate appunto sul target bambini, ma utili a tutti alla fine per quelli che sono i concetti base. Vediamo qui quello che è il ciclo della zanzara, che non nasce, diciamo, adulta, ma si sviluppa appunto da uova, passando poi a uno stadio larvale di pupa,
E per fare questo ha bisogno di alcuni elementi fondamentali, quindi il calore in primis, in inverno non vediamo zanzare, del materiale organico che trovano nei tombini, che gli permette di avere dei nutrienti, e poi anche per quanto riguarda le femmine di zanzara, per poter riprodurre poi le uova hanno bisogno di sangue. Quindi hanno degli elementi che riescono a sottrarci, con cui poi creano le proteine, no? Che sono gli elementi fondamentali. Vediamo che le zanzare non sono solo degli agenti molesti, ma hanno anche una funzione ecologica, cioè sono degli agenti impollinatori. Qui vediamo come sono suddivise come sezione. E la cosa fondamentale è che abbiamo tantissime specie e non tutte hanno lo stesso rischio dal punto di vista della trasmissione delle malattie. Vediamo che la zanzara comune ad esempio trasmette West Nile o Usutu, mentre la zanzara tigre, che è una zanzara che abbiamo importato dal sud-est asiatico con i copertoni, può trasmettere altre patologie che qui non abbiamo ma possono arrivare dall'estero, quindi dengue, chikungunya, zika. E dobbiamo essere molto attenti sulla sorveglianza di questi casi, proprio per bloccarli all'origine, perché se noi non lo facciamo ci troviamo con situazioni simili a quelle che si sono verificate in Lazio e in Lombardia, quindi con arbovirosi di importazione che diventano però autoctone, perché a differenza di West Nile, dove il virus non si trasmette poi da persona a persona, per dengue, chikungunya e zika, se la persona è viremica, cioè arriva malata dal viaggio, può trasmettere la patologia alla zanzara, la zanzara autoctona, cioè la zanzara tigre, si infetta e poi la trasmette alla popolazione locale. Quindi abbiamo una problematica che importiamo, no? Su questo dobbiamo essere attentissimi. Per dare dei dati, il Veneto quest'anno ha avuto 0 casi di arbovirosi di importazione, ma che sono diventate autoctone. Quindi interventi precoci consentono di limitare enormemente questo fenomeno. Se noi abbiamo sorveglianza, intervento precoce, riusciamo a ridurre i rischi per la nostra popolazione. E in questo è importante avere un piano ben definito che è stato fatto dalla Regione Veneto con DGR 389 che dà delle specifiche, che verrà aggiornato. È importante avere una visione One Health e dei gruppi multidisciplinari, non c'è solo il medico, c'è il veterinario, c'è il tecnico, sono figure che collaborano per vedere quelli che sono i diversi elementi di rischio. C'è la popolazione. Abbiamo bisogno che tutti i cittadini abbiano un'informazione su quelli che sono i potenziali rischi. Quando vanno in viaggio, ad esempio, è importante fare una consulenza prima di partire per capire quelli che sono i pericoli. È importante fare prevenzione nelle nostre case, negli ambienti urbani dove abbiamo cemento sicuramente, però questo aiuta ancora di più ad avere poi ristagni d'acqua e zanzare. Quindi anche qui a partire da aprile dobbiamo utilizzare i larvicidi, che sono delle sostanze sicure. Da aprile? Da aprile, sì, dipende molto dalla temperatura, ma vedendo un po' quella che è la media, se noi agiamo subito evitiamo di avere poi nuvole di zanzare a luglio-agosto. Evitiamo soprattutto di utilizzare altri prodotti che sono gli adulticidi, che sono dannosi sia per l'uomo sia per l'ecosistema, no? Quindi riduciamo l'utilizzo di prodotti impropri, aumentando invece quello di prodotti sicuri che aiutano il benessere e la sicurezza nella nostra comunità. C'è anche un'altra problematica: più si usano gli adulticidi, quindi i prodotti che si nebulizza, più le zanzare diventano resistenti. Quindi nel caso poi di arbovirosi di importazione noi non possiamo utilizzare questi prodotti per abbattere le zanzare, perché le zanzare se ne fanno un baffo una volta che sono diventate resistenti. Quindi bisogna sensibilizzare molto il cittadino, io ci credo tantissimo, e lavorare insieme come squadra. Questi sono gli elementi che ci possono permettere di fare la differenza. Allora io ho lasciato parlare il dottor Gentili per farvi capire quanto preparati sono i nostri giovani. Perché noi abbiamo sempre l'idea che non siano all'altezza della situazione. Avete sentito? Avete sentito quando li ospiti? Cosa dice Avvocato Bigon? I giovani e la preparazione, la conoscenza, il sapere. No, diciamo la verità, perché sono veramente bravi, dobbiamo premiarli quando li abbiamo ospiti. Prego, Avvocato. È verissimo, tante volte magari non pensiamo che siano così preparati, anzi cerchiamo di dire che i giovani in genere magari pensano ad altro, invece non è così, sono migliori di quanto pensiamo e credo che sia fondamentale ascoltarli e soprattutto valorizzarli. E tra l'altro la battaglia che io sto facendo è quella anche, mi permetto di dirlo,
di adeguare gli stipendi, perché insomma dobbiamo anche tener conto che abbiamo gli stipendi più bassi in Europa, e dove un giovane prende 1.200-1.300 euro al mese, pur essendo laureato, pur essendo magari super esperto sotto l'aspetto magari teorico, per carità, però di fatto inizia a lavorare, non ha nemmeno la possibilità di farsi famiglia e quindi diventa difficile anche diventare autonomo. Tanti vanno via, noi abbiamo negli ultimi anni 40.000 giovani che se ne sono andati. Il problema non è andare all'estero a fare un'esperienza, il problema è che non tornano, e questo è il problema. Quindi bisogna valorizzarli, adeguarli anche nella remunerazione e cercare che rimangano in Italia dopo magari anche un'esperienza all'estero, ma che portino tutto il loro sapere e sicuramente ci diano una mano. Senta, Avvocato Vigo, io ho parlato di questo proprio all'inizio della trasmissione, che avevo ospite Antonio Tognoni, responsabile Centro Consumatori Veneto, e Stefano Garibbo, che è responsabile area lavoro Confartigianato della marca Trevigiana. Perché non si riesce a colpire l'evasione fiscale? Perché non si riesce a colpire i grandi capitali e fargli pagare quello che devono pagare? Perché noi abbiamo passato tutti i partiti, da centrodestra a centrosinistra, però nessuno ha il coraggio di toccare questa diciamo economia che è nelle mani di pochi ricchi, mentre la popolazione sta morendo di fame. Tanto è vero che i banchi alimentari stanno aumentando, perché anche da parte della sinistra non è mai stato fatto questo, eppure risolverebbe tutti i problemi dell'Italia, perché abbiamo un'evasione fiscale che è pazzesca. Prego, Avvocato. Abbiamo un'evasione pazzesca, e l'evasione, tra l'altro, a volte vedo magari anche delle persone, no? Parliamo di sanità, cosa che mi occupo più di ogni altro settore. Allora abbiamo degli anziani che non riescono nemmeno a pagarsi magari la visita medica o fare prevenzione, e poi abbiamo dei ricchi che, insomma, tra virgolette, si utilizzano anche la sanità pubblica senza magari aver pagato quelle che sono le tasse ordinarie. Allora è un dovere della politica mettere in campo tutte le azioni per cercare di evitare l'evasione fiscale. È vero, nessuno mai è riuscita ad affrontarla e quantomeno a cercare di abbatterla. In Italia sarebbe una cosa eccezionale, perché solo con l'evasione fiscale potremo dare servizi veramente a tante persone. In realtà solo quelli che sono dipendenti pubblici o privati riescono a pagare tutto, perché di fatto sono controllate, ma dalle partite IVA, ma ai grandi evasori, vediamo che abbiamo delle sanatorie che non sono degne veramente di un paese civile. I controlli vanno fatti, è un'equità sociale e giustizia che deve essere fatta, che sia a sinistra che sia a destra. Non possiamo più permetterci di aspettare, ed è una vergogna della politica. Ciao Mirko, ben arrivato. Mirella, buongiorno. Mi Buongiorno. perdoni se la disturbo anche oggi, ma dato che ho sentito che la signora che adesso è in collegamento con voi, che parlava che non hanno approvato un emendamento perché le macchine in montagna, questo. Noi, le spiego una cosa, io abito a Padova. Davanti a noi c'erano due villette, le quali sono state abbattute per il discorso sempre del bonus antisismico che abbiamo, e hanno fatto un palazzone di 4 piani, tagliando alberi a nastro, alberi di 60 anni, senza rispetto. Noi avevamo chiamato anche il comune di Padova e ci aveva garantito che non ci sarebbe stati interventi di tagliare alberi, niente. Hanno tagliato anche quelli dell'altra villetta, hanno fatto stanno facendo adesso dall'altra parte un palazzone, dunque spariti gli alberi, tutto, dunque non so cosa succede, dopo si lamentano se l'acqua non viene più assorbita. Allora, signora Mirella, io come cittadino sono andato in comune di sinistra a Padova, il quale mi hanno raccontato un sacco di balle, alla fine hanno dato l'autorizzazione a costruire. Allora mi dicevano che la colpa è della regione, telefono in regione, 12 posti mi hanno passato, alla fine mi hanno passato le guardie forestali che hanno messo giù il telefono, perché hanno detto questo qua, cosa ho avuto che te parlare con questo qua che rompe le scatole. Signora Mirella, cosa ho fatto? Il comune di Padova, io con l'assessore non sono riuscito a parlare perché è sempre impegnato, oberato, tutto quanto. Mi fanno parlare con una segretaria che mi doveva rispondere, che non mi ha risposto. Come semplice cittadino, cosa fa un cittadino? Non si vuole arrendere perché dice io non mi voglio arrendere ai politici, questi poi di destra o di sinistra che siano.
Ho preso carta e penna, signora Mirella, penna e carta. Ho scritto al ministro Frattini a Roma, addetto all'ecologia. Lei mi crede che dopo 5 giorni tutti mi dicono ma che cavolo scrivi a Roma? Non ho neanche fatto raccomandata con ricevuta di ritorno, 5 euro tanto ho speso. Signora Mirella, dopo 5 giorni il ministro mi ha risposto col suo braccio destro, il quale mi ha chiamato 2 volte che si informerà dettagliatamente. Ma allora la domanda che mi faccio, cosa servono tutti questi personaggi che abbiamo dentro in comune o dentro in regione? Tutta gente che naviga così e non rispondono al cittadino. Mi ha risposto il ministro, se vuole ciò, l'email mandata, e mi ha chiamato 2 volte il suo braccio destro, che è una signora di una gentilezza unica che stava andando a Napoli per il discorso, che il quale si è detto che si interessava. Il ministro, signora Mirella, no, l'assessore che sembrano dei dio in terra, Il ministro Frattini, ha detto la signora che ha letto 3 volte la mia lettera, è stata una soddisfazione immensa. Almeno a Roma siamo considerati. Io di questo ministro ho la massima fiducia e di questo governo mi sento veramente orgoglioso che ci sia. Veramente, sono orgoglioso di questo governo perché risponde al cittadino. Ho scritto una lettera a penna, signor, non email come che va di moda adesso. Mi perdoni del disturbo. Grazie Mirko, è giusto sentire anche appunto cosa dicono i nostri cittadini. Mirko è contento perché ha chiamato il ministro, ripeto che è un ministro pagato da noi, perciò tutti quanti hanno il dovere e dovrebbero rispondere quando si chiede, ecco, trasparenza. Cosa dice avvocato Bigon? Questo succede poco purtroppo, i sindaci sono gli ultimi che veramente, poveretti, hanno il diretto contatto con i cittadini. Prego. Ma allora, chi ha telefonato ha perfettamente ragione, noi dovremmo essere, siamo a disposizione di tutti, ci mancherebbe, non dobbiamo essere, dopodiché col governo io ho visioni completamente diverse, perché il fatto che rispondano a un cittadino è lodevole, ci mancherebbe altro, però poi bisogna anche farlo nei fatti, dare risposta per quanto riguarda i servizi. Insomma, io ovviamente mi trovo all'opposizione come idea, e per cui avrei investito molto di più per quanto riguarda in questo momento post-Covid alla sanità, mentre avrei investito meno magari sul ponte di Messina, insomma, dove hanno stanziato 12 miliardi di euro che al momento, insomma, metterei giustamente nella sanità. La sanità privata invece che alla pubblica, ecco, non ci tornano tanto. Com'è la situazione, visto che lei si occupa di questo? La situazione è grave perché noi abbiamo, allora, nel 2022 Regione Veneto, dati regionali, 29 milioni di prescrizioni mediche sui cittadini post-Covid, per cui ci sta qualche rispetto ai 25 che era la media, 29 milioni, di cui 16 milioni sono state le prestazioni erogate, di cui 11 nel pubblico e 5 nel privato. Cosa succede? Succede che 13 milioni non sono state erogate, il 45%, quindi 1 su 2 o se la paga la visita e quindi la visita specialistica eccetera, oppure rinuncia. Questo è un problema enorme, che abbiamo in Veneto. Altre cose, abbiamo tutti gli ospedali SPOC, quelli di territorio, che si stanno depotenziando, mentre abbiamo magari situazioni private che si stanno ampliando. E abbiamo le schede del 2019 che devono ancora essere attuate in buona parte, per cui insomma abbiamo i servizi al territorio del cittadino che insomma sono veramente carenti. Pensiamo che 600 medici di base di famiglia mancano, centinaia di migliaia di persone senza medico che si devono riferire magari alla guardia medica o al pronto soccorso con le attese che sappiamo. Abbiamo in linea Gian Domenico. Ciao Gian Domenico. Pronto? Niente, è caduta la linea, vediamo se riusciamo a riprenderla. Allora, avvocato, dottor Gentili, lei giovane, medico, com'è la situazione dal suo osservatorio? Come vede questa situazione anche nel nostro territorio dove veramente eravamo i primi in assoluto? Anche perché abbiamo le migliori università, non dimentichiamocelo. Sicuramente ci sono sempre comunque professionisti competenti. Usciamo da un periodo che è complesso, il Covid io credo ha messo profondamente in difficoltà i sistemi, diciamo, sanitari.
Abbiamo una popolazione che invecchia anche per quanto riguarda i medici, quindi abbiamo anche un drop out di personale che va in pensione. E dall'altro credo sia un fattore di programmazione a livello proprio nazionale negli ultimi 10 anni che è stato mancato per quanto riguarda, diciamo, le scuole di specializzazione in primis, non tanto, diciamo, l'ingresso a medicina, ma gli specialisti. Non è stata fatta una programmazione adeguata se andiamo a vedere, diciamo, i numeri sul lungo termine. E quello che si può fare adesso, perché non è, diciamo, tutto negativo, è però investire in modo corretto, andando a ridurre quella che è l'inappropriatezza da un lato, cioè non bisogna solo parlare di prestazioni, secondo me, ma capire anche se quelle prestazioni sono veramente corrette, no? Quindi ridurre, diciamo, le prescrizioni inutili, andando invece a potenziare dove c'è necessità. Io credo che sia necessario veramente farlo tanto dal lato prevenzione, come dice anche il ministro dall'altro lato, no? È un ambito che è stato molto svalutato e che ha bisogno però di essere ripreso in mano. Proprio perché sono interventi che sono altamente costo efficaci e ci possono aiutare a gestire meglio quelle che sono le nostre risorse sanitarie, no? Abbiamo Valeria da Belluno, poi continuiamo, dottor Gentili. Ciao Valeria. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ho appena sentito non so se è onorevole o cosa, Bigon. Sì, l'avvocato criticare Bigon, per la consigliere sanità, Regione Veneto del qua, Partito Democratico. Soldi, Prego Valeria. Qua. Pronto? Sì, ti sento, vai. No, volevo chiederle, sono d'accordo che adesso c'è qualcosa che non funziona, ma non si può sempre dir giù alla Meloni, perché la Meloni, anche lei, è lì da un anno, non è che possa fare miracoli. Ma non so se ti ricorda, ma il Partito Democratico, solo Renzi ha levato 16 milioni di euro per la sanità, 16 miliardi. Basta così Valeria? Sì. Bene, allora sentiamo come commenta l'avvocato Bigon, che veramente di questi numeri se ne intende. Prego, avvocato Bigon. Allora, tutti i governi hanno negli anni, negli ultimi 10-15 anni, tagliato o mantenuto appena quello che era il livello minimo di assistenza per quanto riguarda la sanità, lo sappiamo perfettamente. Quindi non è che dobbiamo dire, se pensiamo al governo Monti in quel periodo là dove sono stati tagliati 70.000 posti letto, sappiamo perfettamente cosa è successo, appoggiato comunque da tutti, da buona parte della maggioranza. Allora, indipendentemente da questo, noi sappiamo che è necessaria la sanità pubblica a seguito del Covid? Punto di domanda? Credo di sì. Allora, a 3 anni di distanza dal Covid abbiamo avuto un governo Speranza che comunque ha aumentato di 2 punti, quasi 30 miliardi di euro, quella che era la sanità, con numerosi posti in più per quanto riguarda la specializzazione. Credo che bisognasse continuare, tutto lì, cosa che invece questo governo ha diminuito. Noi siamo adesso al 6,4 per quanto riguarda il PIL, la media è molto più alta, europea, dovremmo quantomeno non andare al 6 come prevede questo governo nei prossimi 3 anni, ma aumentarla al 7,5 per ritornare ad essere nella media europea. Ma questo perché la necessità a seguito del post-Covid? Credo che l'abbiamo notato tutti, o no? Allora, è vero anche che la sanità privata sta alzando sempre di più l'asticella, vuole fare i pronti soccorsi, addirittura vuole fare formazione ai nuovi dottori. Cosa ne pensa Gentili lei? Io sono dell'idea che la formazione va fatta nel grande ospedale, dove veramente tocchi con mano e veramente capisci se quella è la strada giusta, quando vai nelle sale operatorie, nei reparti. Cosa ne pensa? Secondo me è più corretto parlare di standard, diciamo, di qualità. Non è tanto il dove si fa, ma come viene fatta, diciamo, la formazione. Quindi è importante che ci sia un controllo su quello che è il percorso poi formativo. Io non escludo che invece possano essere utilizzati gli ospedali del territorio per fare formazione, in quanto anche nella nostra realtà, parlo dell'US2, ci sono molti ospedali validi, ci sono anche professionisti non universitari che hanno, diciamo, delle ottime conoscenze e può essere utilizzata, diciamo, la rete, quindi può dare maggiori spazi. Dall'altro lato il professionista che si forma e cresce può supportare anche l'ospedale. Io ho una visione un po', diciamo, anglosassone in questo senso, cioè
il medico specializzando deve già iniziare a lavorare sul campo, no? Non deve essere estraneo alla realtà, deve toccare con mano, come dice lei, deve capire anche quelli che sono i problemi del territorio, no? Questo credo crei anche poi un legame per la permanenza del professionista, cioè se il professionista può crescere, è valorizzato, trova un territorio, diciamo, dove può espandere le sue competenze, io sicuro non scappa. Non è solo un problema, diciamo, economico, è un problema, diciamo, di percorsi, di valorizzare la rete, di sapere cosa fanno i propri professionisti sanitari e quali sono le loro difficoltà. Grandissimo Gentili, avete sentito, ecco, le idee chiare, si può fare negli ospedali, abbiamo questa possibilità, fateci lavorare, fateci imparare, perché bisogna avere anche la manualità. Oltre che la didattica c'è anche la manualità. Cosa ne pensa, avvocato Bigon? Sentito che belle proposte che fa il dottor Gentili? Beh, credo che abbia perfettamente ragione, insomma è fondamentale quello che dice. Noi dobbiamo assolutamente non solo supportarlo, ma cercare di incentivare. Manualità è fondamentale. E allora cosa si deve fare per partire a fare questo? Perché qua non riusciamo a capire più niente, è tutto fermo, tutto bloccato, però la sanità privata sta aumentando con dei numeri incredibili, però la grande operazione o la vera operazione la fai all'ospedale. Come facciamo allora? Guarda, solo dopo il 2019, senza alcuna discussione, solo per un dato di fatto, noi abbiamo avuto un aumento dei posti letto, faccio un esempio, nel privato di circa il 7% e una diminuzione nel pubblico dell'11%. Questo è un dato di fatto. Quindi noi dobbiamo assolutamente intervenire perché altrimenti va proprio così. Il fatto è che mentre noi dovremmo fare una discussione su quelle che sono le modifiche anche delle schede o quantomeno di quello che è la situazione sanitaria, in realtà di fatto vengono chiusi i servizi, vengono fatte determinate situazioni senza parlarne. Allora, dottor Gentili, ormai siamo in chiusura, che appello vuole fare? Abbiamo parlato, ecco, di una importante arbovirosi che cominciamo a conoscere, a capire, anche noi fare prevenzione, grazie a voi anche quello che ci suggerite, prego. Sicuramente, diciamo, io rimarco quello che è l'ambito, diciamo, della prevenzione. In questo periodo in particolar modo riguarda anche le vaccinazioni anti-influenzale e vaccinazione contro Covid-19, perché l'obiettivo è quello di proteggere i fragili come comunità. Dal lato arbovirosi, diciamo, richiamo l'attenzione del cittadino sulla necessità appunto di trattare anche le aree private, quindi da aprile di utilizzare i prodotti larvicidi che trovate, diciamo, comunemente, diciamo, anche nei consorzi o anche online, che permettono, diciamo, di tenere al sicuro la vostra abitazione e soprattutto anche gli anziani che magari avete lì con voi. Molto, molto bene, grazie, grazie. Allora saluto l'avvocato Anna Maria Bigon, consigliere Regione Veneto Partito Democratico, saluto il dottor Davide Gentili, referente arbovirosi ULSS 2 Marca Trevigiana, saluto anche voi, avete chiamato in tantissimi dappertutto anche questa mattina, grazie, grazie, grazie. Adesso facciamo la posta di Mirella. Attention! Go left, left, right, go left. Course, attention! Upward, launch. Left, left, left. Oh, wow. One time, launch. Left, course, halt. Take her, haste. Hold up. Hey, everybody. Tell us about the group, please. We are the 82nd Airborne Division All-American Course. We hail from North Carolina. We represent the 19,000 men and women that support and serve the Airborne Division. This is amazing. Amazing.
So I'm really curious. So obviously this is what you do full time. So what's the big dream then coming on the show? We are here to win. Oh, wow. I love that. Who are you doing this for? So we wanted to dedicate this performance. Last week, we lost one of our soldiers, Specialist Elijah Crawford. So we're dedicating this performance to him and all of the soldiers that have passed before him. I told myself I wasn't going to. But yes. That is very respectful. And I'm really sorry, by the way. Really sorry. We're all rooting for you. Thank you. I appreciate that. Poland! Get ready, go! Here we go, all the way, gotta be rough and tough, airborne, every day, we run to the sun, airborne, all the way, I got sunshine. My girl, I'm talking about my girl, I've got so much honey. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. Well, I guess you. Talking about my girl. Oh, talking about my girl. My girl. whoa, 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 whoa. I got sunshine on a cloudy day. My girl. The man, my girl. My girl. Talking about my girl. With my girl.